It's funny how you cross my mind, even in the middle of a thought. Something or someone will remind me of you. Sometimes a passing face on my TV, or the lilt of a walk I see. A smile enters my mind, my lips
No one knows but me. I've gotta leave. Close to when I see you in a crowd that's oh so loud, sometimes I get lost and quiet in my thoughts, my daydreams, my memories, a warm embrace, a tender kiss on my face, the magic of your side, your touch in the real right place, the look in your eye, a brush of your thighs, your hand upon my shoulder, that I'll remember when I'm older. I've got to be close to you. I need to be. There is something I want to say. I want you to know that this is so strong that in my mind I can feel you. I can smell your skin. You arouse me, you live within. Every day I wanna call just to hear your voice. Ooh, that voice that relaxes me, infatuates me. You know, I love to just look at you. I can be satisfied just holding you and looking at you, talking to you, anything just to be close to you. Anything just to be close. Girl, I need to be. Every day I'm near you, I want to spend more time. I want to know you better. You've affected me in every way. I've got sweet love for you. So won't you let me be close to you? Close to you.
Vado? Prova. Bene, buongiorno a tutti, se potete accomodarvi tra un minuto cominciamo, grazie mille. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Diana Cavalcoli, sono una giornalista e scrivo per il Corriere della Sera di lavoro e sociale. Oggi è una giornata particolare perché vi raccontiamo un po' il mondo degli ITS che è in trasformazione e abbiamo con noi tantissimi ragazzi per cui è importante parlare di futuro e raccontare anche a loro quelle che sono le varie possibilità che hanno. Lo faremo anche con un ospite d'eccezione, con Milena Gabbanelli. E prima di entrare nel vivo di questa giornata vi lascio all'introduzione dell'assessore al lavoro di Regione Lombardia, Melania Rizzoli. Grazie mille. Buongiorno, sono Melania Rizzoli, sono assessore alla istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia. Sono molto felice di partecipare a Job Oriental perché per me è la prima volta, ho preso questo incarico dalla fine di marzo, ma già da ieri visitando gli stand e prendendo parte ad alcuni momenti di confronto ho potuto toccare l'importanza di questa fiera, l'utilità e la qualità di una manifestazione come questa. Sono felice di vedere la sala piena, siete tantissimi, moltissimi sono fuori e quindi ringrazio moltissimo per questo invito a partecipare a questo momento di confronto su un tema primario, di primario interesse, qual è quello degli ITS. So che qui ci sono diverse regioni rappresentate, la Toscana, il Lazio, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto. Io sono qui per raccontare la nostra esperienza in Regione Lombardia. Non posso quindi che esprimere il mio ringraziamento anche a tutti gli assessori presenti che credono e si impegnano per questo sistema formativo. Volevo ringraziare anche l'assessore Greco che è partita ieri sera e doveva essere qui, e soprattutto l'assessore Donazzan che ci ospita nella sua regione, che ora è impegnata in un altro convegno ma che concluderà i lavori di questa mattinata. Ringrazio infine anche l'amico Alessandro Mele che oltre a gestire egregiamente, non lo vedo adesso, dov'è? Ah, eccolo, l'ITS IAT di Como svolge un preziosissimo lavoro di coordinamento nazionale degli ITS ed oggi ci aiuterà ad analizzare meglio il punto in cui siamo giunti e di possibili sviluppi del sistema ITS non soltanto a livello regionale ma anche a livello nazionale. Come dicevo, Regione Lombardia nel corso degli anni ha saputo raggiungere importanti traguardi. Infatti oggi sul nostro territorio, in tutta la Regione, sono presenti 20 formazioni ITS che erogano 105 percorsi in tutti gli ambiti tecnologici, con una concentrazione preminente nelle filiere e nelle nuove tecnologie per il Made in Italy.
Due di questi ITS saranno proprio tra i protagonisti di questa mattina e io voglio dunque ringraziare sia l'ITS di Macchina Lonati di Brescia, che opera da anni con successo nell'ambito del settore moda, e siamo stati anche a trovarli a Brescia, sia l'ITS per le nuove tecnologie della vita di Bergamo, che si concentra invece sulle biotecnologie, un settore importantissimo. Come avete avuto modo di ascoltare, si tratta quindi di due realtà straordinarie che sono fonte di grande orgoglio per la nostra Regione. Tornando ai numeri degli ITS lombardi, mi piace ricordare che gli iscritti ai percorsi ITS sono in crescita costante. Gli studenti infatti negli anni sono aumentati, abbiamo iniziato con circa 200 studenti, ma nella prima annualità formativa, che era il 2011-2012, e siamo arrivati ad oltre 2000 studenti nell'anno formativo 2018-2019. Inoltre dal 2013 al 2017 i diplomati ITS Lombardia sono stati complessivamente 1600. Il tasso di occupazione dei diplomati è eccellente. L'80% del diploma trova un'occupazione entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, con un'oscillazione anche che sfiora l'86%, a testimonianza della qualità dell'offerta formativa che viene progettata in rispondenza ai bisogni professionali emergenti nelle imprese. Infatti, considerando la composizione del partenariato delle fondazioni su oltre 360 partner, ben il 42% è composto da imprese e organismi di rappresentanza datoriale. Regione Lombardia investe molto volentieri e investe ogni anno sul sistema ITS risorse complessive per 8 milioni di euro, integrando per il 70% l'assegnazione nazionale con i fondi regionali sul Fondo Sociale Europeo. Nel 2018 all'investimento ordinario si sono aggiunte le ulteriori risorse derivanti dal riparto dello stanziamento nazionale aggiuntivo di 10 milioni di euro previsto dalla legge di bilancio 2018, che per Regione Lombardia è ammontato a 2,2 milioni di euro per il finanziamento di percorsi con vocazione all'industria 4.0. Inoltre, in Lombardia abbiamo scelto di operare secondo una logica di intervento unitaria, sostenendo nell'ambito della stessa cornice attuativa sia i percorsi ordinamentali sia i percorsi attuati nella modalità dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca. Considerando lo stanziamento specifico sull'apprendistato, lo stanziamento regionale dell'anno 2018-2019 ammonta a quasi 12 milioni. Nonostante gli ottimi risultati fin qui raggiunti, occorre non accontentarsi. Noi vogliamo aumentare e implementare questa misura importantissima, ma al contrario, proprio in virtù di questa positività, vista e riconosciuta ormai da tutti, è nostro dovere pensare a quali possono essere gli sviluppi futuri di questo sistema. Mi sembra evidente che questo tema sia ormai entrato nell'agenda di tutti coloro i quali hanno a cuore questo Paese. A questo proposito, e concludo, desidero illustrarvi alcuni punti che ritengo essere una possibile strategia per uno sviluppo organico del sistema ITS in Italia, proprio a livello nazionale, perché occorre potenziare il ruolo degli ITS come centri di servizio di trasferimento tecnologico delle imprese in connessione con il Digital Innovation Hub. Potenziare il ruolo degli ITS nella funzione di intermediazione tra domanda e offerte di lavoro, portare a compimento il lavoro di aggiornamento del repertorio nazionale delle figure ITS, avviato lo scorso anno dalla cabina di regia nazionale in capo al MIUR, per adeguarle alle competenze tecniche trasversali richieste dalla quarta rivoluzione industriale dell'impresa 4.0.
rafforzare anche l'identità dell'ITS come segmento della formazione terziaria con una distintiva vocazione professionalizzante. Sotto questo aspetto è necessario definire in modo chiaro anche il rapporto degli ITS con le cosiddette lauree professionalizzanti. Inoltre, promuovere lo sviluppo da parte della Fondazione ITS di un'offerta organica di servizi di formazione che comprende la formazione ordinamentale, gli FTS e gli ITS, principalmente nelle modalità dell'apprendistato di alta formazione, e si estende alla formazione continua e permanente, rivolgendosi ai lavoratori che hanno bisogno di aggiornarsi, ma anche ai disoccupati che intendono riqualificarsi. Infine, aumentare le risorse disponibili per la realizzazione dei nuovi percorsi ITS per tendere a un sistema sempre più esteso e ampio in grado di competere anche numericamente con il più classico e accettato percorso universitario. Inoltre, nello scorso mese discutevamo anche con l'assessore Donazzan, l'assessore al lavoro veneto, di esercitare una maggiore comunicazione sia a livello regionale che a livello nazionale degli ITS, perché da alcune statistiche gli istituti tecnici superiori si ha la percezione che siano quasi una laurea di serie B, e quindi di comunicare meglio l'importanza invece di questa misura fondamentale che è un'eccellenza delle nostre regioni. Quindi creeremo una cornice normativa stabile affinché le fondazioni ITS possano aprirsi a tutte queste opportunità, e sul piano legislativo occorrerà innanzitutto definire il quadro degli standard di accreditamento dei servizi formativi degli ITS come condizione essenziale per accedere ai finanziamenti pubblici, nonché alle risorse dei fondi interprofessionali. Quindi maggiori fondi, perché senza fondi non si riesce a raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Grazie a tutti e buon lavoro. Bene, ringraziamo l'assessore per le sue parole ed entriamo nel vivo di questa giornata alla scoperta dell'ITS, e lo facciamo a partire da un lavoro che ha fatto il Corriere della Sera con Milena Gabanelli sulla necessità di avere tecnici, perché secondo le ultime stime nei prossimi 5 anni alle aziende mancheranno dai 200 ai 250 mila tecnici, per cui c'è molto bisogno di diplomati ITS, e l'esempio più evidente è quello della Germania, che addirittura ne sforna, come diciamo noi giornalisti, quasi 1 milione ogni anno, quindi c'è una differenza molto grande con l'Italia che arriva a 6.000 ogni anno, quindi i numeri sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Farei partire il collegamento con Milena Gabanelli, se ci sente, esatto. Ciao Milena, intanto grazie per essere con noi. E stavo appunto raccontando del lavoro che abbiamo fatto con il Corriere della Sera e con la nostra inchiesta per Dataroom, e quindi inizierei insomma a chiederti, secondo te, perché siamo arrivati a questa situazione di carenza di tecnici e insomma una formazione che non risponde alle esigenze delle aziende. Allora, intanto buongiorno. A mio parere la storia è molto, come dire, viene un po' da lontano. Io faccio, secondo la mia esperienza, più che decennale e trasversale, vale a dire su tanti settori della nostra economia e anche della nostra vita. Il problema è iniziato quando i cittadini hanno cominciato a disinteressarsi della cosa pubblica, legando la politica a fare. Allora, senza un osservatorio permanente che controlla e verifica, la politica si fa gli affari suoi. Prima, l'intervento di prima giustamente diceva senza fondi non si va da nessuna parte. Gli interlocutori sono sempre interlocutori pubblici, sono gli assessori che vengono nominati dai governatori a loro volta vengono eletti dai cittadini, che spesso conoscono
poco come dire, della loro capacità o di quello che hanno prodotto di positivo e di valido, no? Nelle loro precedenti cariche. E poi c'è il Ministero che deve stanziare i fondi, quindi il ministro anche qui viene scelto dalla politica in base a criteri che l'esperienza dimostra non sono sempre legati a. Allora, la carenza di merito alla fine produce delle scelte che vanno in direzioni che non corrispondono alle reali necessità dei territori e nemmeno del paese, perché c'è più interesse ad investire in visioni a breve legate alla durata appunto dell'incarico politico che non allo sviluppo del paese. Ecco, questo ha creato delle condizioni per cui insomma, siamo messi così. E questo vale dalla carica più alta che Certo. giù fino all'ultima municipalizzata dell'ultimo paese della Sicilia. È un po' trasversale. Quindi finché i cittadini non cominciano a pretendere scelte competenti, basate su risultati prodotti, ma solo sulle parole, è sempre un po' un gioco perfetto. Ecco, e secondo te che cosa possiamo fare per tornare a puntare sul merito e a dar valore a chi sa fare, quindi proprio a un profilo tecnico? Ci siamo un po' spostati forse in questi anni sulla teoria e meno sul sapere tecnico. Ecco, secondo te come possiamo puntare sul merito ancora? Per puntare sul merito bisogna procedere con il reclutamento della classe dirigente con criteri di merito, non è che ce ne sono altri. Cioè, se io devo mettere un Frecciarossa in mano ad un autista, devo chiedermi A, se ha la patente, B, se ha guidato, ha un'esperienza come autista e se non ha mai fatto incidenti, perché magari ha una patente, ha sempre guidato, ma ha prodotto disastri. Cioè, quindi questi criteri minimi oggi non mi pare che vengano adottati, quindi bisogna andare in quella direzione. E chi è il reclutatore? Il reclutatore lo decidiamo noi. Finché non torniamo ad essere partecipi della vita pubblica, purtroppo cioè, non credo che ci sia un altro modo per i cittadini e quindi per i lavoratori di avere un ritorno nel loro interesse, se non sapendo che chi li guida certamente li porterà in una direzione prospera sul lungo periodo. Certo, abbiamo un pubblico e ci sono tantissimi ragazzi, per cui io ti chiederei anche secondo te il consiglio che ti sentiresti di dar loro sulle competenze, su quali puntare, insomma cosa faresti tu se avessi la loro età adesso? Mettersi sempre nei panni degli altri Certo. non è così facile. Quello che mi sento di dire è che vale la pena di scoprire qual è il proprio talento, qual è la propria inclinazione, perché quella sarà una carta che giocherà sempre a vantaggio. Scegliere di fare un lavoro per il quale non si è portati sarà sempre disastroso, perché la vita lavorativa è fatta di 8 ore al giorno, tutta la vita. Quindi fa parte della vita. Pertanto individuare qual è il mestiere che più ci piace sicuramente sarà gratificante, no? per il soggetto e produrrà risultato per l'azienda per cui lavora. Quindi è sicuramente voglio dire, la prima strada da fare. In questo io inviterei gli insegnanti proprio ad assumere questa responsabilità. Esatto, perché mi dicevi che comunque la scuola ha un peso. Cioè aiutare gli studenti ad individuare la loro strada
è, credo, l'obiettivo primario, oltre ad insegnare ovviamente, no? Perché hanno fatto un investimento sul futuro. Quindi individuare questo e poi non mollare mai. Io sono arrivata a mantenermi con il lavoro che mi piaceva, che avevo superato i 35 anni. Non è che fino a quel momento qualcuno mi ha mantenuto, però non ho mai perso di vista qual era la mia passione e nel frattempo ho cercato di mantenermi con lavori collaterali, senza però perdere di vista la forza di arrivare a fare quello che mi sarebbe piaciuto. Piano piano, passo passo, costruendo esperienza, costruendo reputazione. Quindi questo, io direi non abbandonare mai le proprie aspirazioni perché in quel momento non stanno pagando. Quindi eventualmente, come dire, fare lavori collaterali completamente diversi, ma puntare sempre a quello che il tuo cuore, la tua testa, la tua passione a fare e sicuramente si riuscirà. Io non ho mai visto nessuno che insistendo alla fine non è stato premiato. Ecco, poi aiuta magari a trovare dei buoni maestri. Direi che il tema è centrale. Beh, certo, però un po' è la fortuna, però un po' vanno anche cercati. I buoni maestri esistono e certo, se non ti è andata bene la prima volta, ci può sempre essere una seconda. Ripeto, ci si può mantenere non necessariamente facendo il lavoro che proprio avresti voluto fare, ma non abbandonare quella passione. E strada facendo si trova. Ecco, perché molto spesso ai ragazzi si dice che bisogna abbandonare un po' i sogni e puntare su quello che il mercato del lavoro, insomma, richiede. Secondo te bisogna fare una mediazione tra queste cose, sicuramente coltivare il proprio talento e poi bisogna anche contestualizzarlo a quello che è il mercato del lavoro oggi, sei d'accordo? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso non è che viviamo nel mondo di Polianna, però abbandonare i sogni fa perdere la creatività e la creatività è quello che migliora il mondo. Benissimo, io ti ringrazio allora Milena, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie Milena. Bene, io volevo chiedere anche ai ragazzi quanti conoscevano Milena Gabanelli prima di vedere il video, per alzata di mano. 1, 2, ok. Perché mi sono stupita, sicuramente insomma, per i giornalisti della mia generazione è stata una figura fondamentale perché siamo cresciuti anche con Report e poi per passione sicuramente sei vicino al tema, però mi sono resa conto che spesso il nome dice poco, poi quando vedono invece il viso la riconoscono e quindi è importante secondo me anche seguire i consigli di chi ha fatto più lavori, comunque vedete che ha avuto una gavetta molto lunga, lo raccontava anche lei in precedenza e quindi insomma è un buon esempio di chi si dà da fare, ecco. Parlando di chi si dà da fare, oggi volevamo approfondire con voi i vari percorsi di ITS che spaziano dalla meccatronica alla moda, alla logistica, per cui abbiamo pensato di presentarvi in successione una serie di casi positivi di ragazzi che hanno trovato lavoro grazie al percorso ITS che hanno svolto. Per cui partirei con il primo caso che abbiamo, insomma, vogliamo raccontarvi, che è l'ITS MITA e quindi di Scandicci, ITIS MITA Academy di Scandicci. Chiamerei quindi sul palco la dottoressa Antonella Vitiello e Francesca Buchignani. Grazie. Se mi raggiungono. Perfetto. Grazie. So che dovrebbe esserci un breve insomma, video introduttivo sull'ITS, se gentilmente la regia. Potete accomodarvi, prego.
Facciamo un applauso, grazie. Prego. Benissimo, ecco, diciamo che è chiaro l'ambito di attività dell'ITS. Io volevo chiedere alla dottoressa Vitiello, insomma, quali sono i percorsi e anche che tipo di competenze sviluppano i ragazzi che crescono nel vostro ITS. Ecco. Bene, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'occasione che ci avete concesso di presentare la nostra realtà. Prima ho sentito parlare di sogni e credo che nell'ITS Mita forse i sogni di tanti ragazzi non si realizzeranno, ma si stanno realizzando. Allora, l'ITS Mita possiamo dire che abbraccia tutti i profili tecnici delle professioni per la moda, del settore moda a 360 gradi, perché ci occupiamo dal calzaturiero alla pelletteria, all'abbigliamento, anche agli accessori che completano tutto il sistema moda, cioè le minuterie metalliche e qualsiasi altra contaminazione che oggi è molto importante di lavorazioni tradizionali che contaminano il mondo della moda. Okay. E pertanto noi abbiamo ormai dal primo percorso, abbiamo oggi in effetti ormai ci stiamo avviando ai 400 studenti, tra quelli che stanno completando il loro biennio, quelli che sono entrati lo scorso anno e quest'anno per la prima volta ci mettiamo in 4 percorsi che vedono oltre 100 studenti in un biennio che ha inizio e che è appena iniziato. Diciamo che profili di lavoratori escono dal... Allora, i profili, come mi ripeto, sono dallo sviluppo del prodotto all'ingegnerizzazione del prodotto, sono tutti segmenti proprio della produzione, perché sono profili importanti affinché il nostro prodotto Made in Italy e le nostre aziende, i nostri distretti possano continuare a mantenere quell'eccellenza del nome della produzione italiana e del Made in Italy. Benissimo, e poi abbiamo un caso, direi, di Abbiamo un successo. caso, tra l'altro, dicevo stamattina, molto particolare perché anche non sapendolo abbiamo completato il suo segmento formativo. Dalla scuola superiore abbiamo qui in platea la sua preside, potremmo dire, fino a me accanto a lei che l'ho seguita nel percorso ITS, abbiamo Francesca Buchignani. Ecco Francesca, tu che percorso hai fatto e poi volevo chiederti di raccontare ai ragazzi insomma dove lavori e cosa fai ogni giorno. Allora, ciao a tutti innanzitutto. Il mio percorso inizia dal 2009 quando finisco di diplomarmi alle superiori. Il mio sogno era sempre quello di entrare nella moda, però non avevo delle idee ben precise, quindi mi iscrivo all'università pubblica. E in realtà in quegli anni c'era qualcosa però che non mi dava soddisfazione, mi mancava, diventare una figura più tecnica. Nel 2015 vengo a conoscenza dell'ITS Mita e lì inizia il mio vero e proprio percorso nella moda, perché la mia specializzazione era materie prime, quindi entro nella realtà di Santa Croce sull'Arno, che è una realtà famosa in tutto il mondo per la produzione di materie prime, pelli, che da una cosa di scarto diventa delle cose bellissime e dove poi arrivano a far vedere l'articolo in Made in Italy in tutto il mondo. E alternato, poi era una cosa che mi interessava, era questa alternanza studio-lavoro. Okay. Infatti finite le ore di teoria, quelle obbligatorie, l'ITS ha dato... ci ha permesso di entrare a far parte, di iniziare a fare colloqui nel proprio vero mondo del lavoro. Io sono entrata nell'azienda Balenciaga che fa parte del gruppo Hering e Balenciaga il cuore è a Parigi dove c'è stilisti e designer. Scandicci ha la realtà della pelletteria e calzature e nel Veneto la realtà dell'abbigliamento. Sono entrata a Scandicci e ho iniziato il percorso di tirocinio e finito una volta il percorso sono stata assunta e adesso sono
come ho iniziato, sempre nel stesso reparto hosting, come analista consumi, ed è la cosa che mi interessava, il percorso di studi che ho fatto. Volevi arrivare lì, esatto, insomma. era quello Ok. dove volevo arrivare, e appunto io sto crescendo, spero di crescere, spero un giorno mi sono prefissato un obiettivo, spero di poterlo raggiungere, ce la metterò tutta. E adesso mi dà tante soddisfazioni, perché dopo il primo tempo che uno entra in azienda è un po', nonostante il percorso fatto anche in conceria, però entrare nel mondo del lavoro è tutta un'altra cosa. E adesso, dopo 2 anni, quasi 3 anni, sono molto contenta e soddisfatta del percorso che sto facendo, della crescita in azienda. E posso chiederti com'è stato il primo giorno in azienda? Cioè, se te lo ricordi, insomma. Sì, il primo giorno è stato innanzitutto conoscere colleghi, Ok. entrare a far parte di un Ma grande ti ha gruppo. messo subito a lavorare? Sì, C'è quello, stato? Ok. sì. Vabbè. E poi, cosa fondamentale è la curiosità. È la curiosità che mi ha permesso di vedere da reparto della modelleria, della prototipia, della costruzione del materiale. Mi ha permesso poi anche di poter crescere, di poter anche Quindi insomma, se acquisire ci sono cose ragazze nuove. appassionate di Sì. moda, che comunque tu consigli come questo percorso? Assolutamente sì. Come figura tecnica, sì, più nello specifico. La terza vita, perché sono molto ricercate comunque come figure. Ecco, sì, dobbiamo dire che solitamente noi abbiamo una visione della moda più rivolta allo stile, no? Quindi lo stile è l'immagine, quindi è quello che percepiamo immediatamente. Ma dobbiamo mettere a conoscenza che allo stile e al prodotto finito si arriva attraverso tante professionalità e competenze tecniche, come quella di Francesca, che è una specializzazione sulle materie prime, sull'utilizzo delle materie prime, fino appunto a quelli che possono essere i complementi, cioè le finiture di un oggetto. Tra l'altro mi vanto di portare al collo un oggetto che è stato creato dai miei studenti del corso, per esempio, delle minuterie metalliche. Questo è un oggetto che loro hanno creato appositamente per me, e devo dire che rappresenta veramente quello che i nostri ragazzi raggiungono attraverso l'ITS Mita. Benissimo, io vi ringrazio per questa Grazie a lei. testimonianza. Sì. Lasciate pure. E adesso dalla moda cambiamo completamente ambito e chiamerei sul palco la Fondazione Biocampus Latina, quindi Federica Salvatori della Rocca e Alessio Priori. Grazie. Ciao ragazzi, questa è la Stalla e al Biocampus facciamo anche questo. Lei è Martina. Ciao. E anche questo. Biocampus non ha età. Ecco Domenico. Ciao. Adesso tocca a me. Guardate dove vi porto. Che meraviglia. Dicevi a me? No, ai fiori. Adesso vi porto dove tutto ha inizio. E qui abbiamo i nostri ragazzi, Corrado e Prinsley. Cosa state facendo? Ciao, sto facendo il taleaggio della salvia e del rosmarino. E non pensate sia finita qui.
Bene, quindi abbiamo un campo completamente differente dal precedente, quindi chiederei insomma a Federica di raccontare un po' quella che è l'attività dell'azienda che ha preso insomma un giovane dall'ITS e quindi gli ha garantito un lavoro e un percorso professionale comunque. Buongiorno a tutti, io rappresento l'azienda La Rocca SRL, che è un'azienda presente nel settore food dal 1986. E noi confezioniamo olive da tavola, lupini, pomodori secchi e altre conserve vegetali in salamoia, condite, soprattutto in confezioni di plastica o vasi vetro. E siamo presenti sia sul mercato nazionale che internazionale. E 4 anni fa siamo stati contattati dalla Fondazione Biocampus di Latina con il progetto di inserire insomma, delle figure di studenti per uno stage. Ci è sembrato molto interessante come progetto, sia per la formazione dei ragazzi, sia per noi, per comunque trovare una figura professionale che in quel momento c'era necessaria. E ci hanno presentato Alessio Priori, che ha fatto un periodo di stage nella nostra azienda dove l'abbiamo formato e ha avuto insomma svariate conoscenze proprio pratiche come controllo qualità, e man mano è cresciuto sempre di più. Al termine dello stage abbiamo deciso comunque di prolungare il nostro rapporto lavorativo e lo abbiamo assunto a tempo indeterminato. E ad oggi, praticamente la settimana scorsa, comunque ha conseguito anche il titolo di PCQI, che è una figura professionale che ad oggi si interfaccia esclusivamente dall'azienda all'FDA per l'esportazione di prodotti alimentari per la sicurezza alimentare negli Stati Uniti. Diciamo che non ha smesso di studiare quando è No, entrato assolutamente no. Esatto. Quindi è in continua evoluzione proprio il suo percorso formativo all'interno dell'azienda. Benissimo. Alessio, io ti chiederei un po' come è stato il salto dall'aula all'azienda e poi cosa ti ha dato l'ITS e su cosa ti ha formato nello specifico che poi è stato utile per arrivare all'impiego. Sì, buongiorno a tutti, sono Alessio Priori, già come anticipato dalla mia collega. E allora, io ho conseguito il diploma nell'ITS come appunto controllo qualità agroalimentare nel 2015. Terminato il periodo di stage, appunto sono stato assunto dalla Rocca SRL. E diciamo il passaggio dal mondo dello studio al mondo del lavoro è stato inizialmente duro, non lo nego, perché comunque è una cosa nuova per me. Però diciamo che il percorso formativo mi ha dato gli strumenti utili per poter affrontare diciamo, al meglio il mondo del lavoro. E quindi poi ho avuto anche la fortuna di avere come tutor Federica, che mi è stata vicina. Lei all'epoca e tuttora è la responsabile qualità, quindi mi è stata vicino. E insieme abbiamo diciamo, iniziato questo percorso, quindi io portavo in azienda ciò che apprendevo in aula durante le lezioni teoriche. Ma tu perché ti sei iscritto all'ITS? Io mi sono iscritto all'ITS per innanzitutto per trovare un lavoro e perché No, per capire, come diceva Milena Gavanelli sì. prima, tra il sogno e poi l'effettivo mercato del lavoro, come ti sei orientato? Sì. Io sono diplomato come perito agrario, quindi già ero nel settore dell'agroalimentare. Poi cercavo un qualcosa che appunto di concreto, che mi desse sia uno strumento teorico ma anche pratico, perché dalle brochure, diciamo, dai vari incontri che ho fatto in fondazione, ho visto che oltre alla teoria c'era appunto questo periodo di stage formativo in azienda dove appunto toccavi con mano la realtà lavorativa, la realtà aziendale. Questo l'ho trovato molto molto positivo e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso e niente, adesso
A ottobre sono 5 anni che lavoro diciamo nella Rock SRL, poi diciamo, sto continuando gli studi, quindi con corsi di formazione e altro, che comunque bisogna sempre un po' migliorarsi diciamo, nell'andare avanti, non bisogna mai fermarsi. Giusto, applauso più che meritato. Federica, a te volevo chiedere un po' quali sono le competenze su cui secondo te i ragazzi dovrebbero rafforzarsi quando arrivano in azienda anche. Allora, diciamo che non nego che è molto dura dalla parte sia dello studente che comunque si affaccia al mondo del lavoro, che dalla parte dell'azienda, perché comunque deve apportare un sostegno comunque anche minimo all'inizio, ma un sostegno allo studente che magari entra con capacità basilari e portarlo comunque sia per vantaggio dell'azienda che per vantaggio dello studente stesso ad avere delle competenze più approfondite. E quindi magari all'inizio si ritroverà a fare delle cose basilari, ma che poi credendoci si sviluppa e si arriva anche a competenze appunto ad affrontare con l'FDA, che comunque è l'ente... L'FDA, per chi non lo sapesse, sì, si chiedo di spiegare. Esatto. È l'ente, diciamo, che controlla totalmente la sicurezza alimentare dell'ingresso dei prodotti alimentari negli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti sono molto concentrati su questo ambito e quindi danno un'importanza vera e propria all'ingresso dei prodotti. E quindi ci vuole una persona che sia Serve formata un tecnico, su sì, quello. che poi qualsiasi problema o qualsiasi domanda l'FDA possa porre all'azienda è la figura del PCQI che risponde a nome dell'azienda. Quindi oltre ad averlo assunta avete poi anche investito su... Sì, infatti ha delle responsabilità anche penali se comunque, leggero, esatto. Sì, quindi comunque le responsabilità sono elevate, ecco. Ecco, e che consiglio ti sentiresti di dare a dei ragazzi? Assolutamente, allora da parte l'ITS? dell'azienda mi sento di dare un consiglio di provare comunque ad affrontare questi percorsi formativi che, degli studenti che escono da questi ITS, perché anche se magari l'azienda in quel momento non ha la necessità effettiva di assumere personale, però dà comunque un'opportunità allo studente di prendere delle nozioni e formazioni non indifferenti. Appunto l'azienda non ha costi in quel frangente di stage, quindi è un'ottima opportunità. Sì, e il minimo per l'azienda, ecco, è fornire delle competenze che comunque sono utili poi nella vita del singolo studente, perché se anche l'azienda non dovesse assumere in quel momento lo studente, magari dà un'opportunità ad un'altra azienda di avere uno studente già formato e quindi sicuramente lo studente ha più possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Ecco, ma tu ti sei accorta che c'è interesse verso il mondo degli ITS dalla parte delle aziende, diciamo, che lavorano nel tuo settore, o ancora... Allora, secondo me la cosa fondamentale è che l'ITS faccia una buona presentazione all'azienda dei loro progetti. Questo è successo perché il Biocampus è stato molto bravo, diciamo, a interfacciarsi con l'azienda, perché comunque di solito nelle cose giornaliere da fare magari l'azienda non ha tempo nemmeno da dedicare, invece se l'approccio è giusto penso che sia molto importante. Benissimo, io vi ringrazio allora e facciamo un applauso anche a Biocampus. E passiamo adesso all'aerospazio, per cui parlerei dell'ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica Piemonte a Torino, e chiamerei sul palco Stefano Serra e Stefano Pegolo. Grazie. Every bond you break
Since you're gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bond you break, I'll be watching you. Every single thing, every word you say, every game you play, I'll be watching you. Direi applauso di rito anche per la scelta della canzone. E, bene, cominciamo direi da Stefano Serra, appunto. Volevo sapere un po' intanto quali percorsi insomma, ci sono nel vostro ITS e che profili vengono fuori fondamentalmente, e poi anche qual è il vantaggio delle aziende, perché le aziende si spendono per le fondazioni ITS, cosa ci guadagnano insomma. Aerospazio Meccatronica in Piemonte è un ETS un po' particolare perché giustamente ha due fisionomie, una è l'aerospazio e l'altra è la meccatronica o industria 4.0. È indubbio che ricalca due settori, due filiere fondamentali per una regione come il Piemonte, oltre che per il paese. La tipologia di figure sono tutte figure tecniche, sono quelli che servono in azienda per inventare nuovi prodotti, metterli a punto e erogare degli ordini, quindi la vera catena del valore, perché poi un cliente vuole comprare quello, vuole un prodotto fatto bene, che funzioni e che sia più performante degli altri, e quindi sono ragazzi che poi entrano in tutti questi tre blocchi, cioè nel momento in cui sviluppo prodotti o li valido, piuttosto che quando li produco o quando li installo e li manutengo. Questo è un po' il percorso, i tre dinamiche. E da che studi arrivano più o meno? Ma è indubbio che la componente di ragazzi che hanno un background di superiori tecniche è più importante. Non nascondo che però è molto sorprendente in certi casi, sia da un lato i ragazzi che arrivano da percorsi diversi, quindi liceali, e devo dire abbiamo avuto anche delle esperienze estremamente interessanti di persone magari ancora giovani ma che per motivi ovviamente indipendenti da loro avevano perso il lavoro e si sono rigenerati all'interno di un ITS. Anzi, sono persone che hanno avuto un'accelerazione, sto parlando di gente che magari aveva già un mutuo, una famiglia e dei bambini, quindi in un momento di difficoltà non banale o comunque di domande non banali nella loro vita. Benissimo, e le aziende invece diciamo perché ci investono e avete questa partnership? Diciamo. Ma le aziende sono fondamentalmente estremamente interessate. Gli ITS nascono da questo gioco a quattro mani tra diciamo, l'istruzione italiana e quindi il mondo pubblico e le imprese, perché nascono da comprendere un bisogno condiviso del Paese. E una delle rare volte in cui l'abbiamo capito con un congruo anticipo, perché stiamo parlando di più di 10 anni di sperimentazione. È vero che non siamo partiti in modello germanico, quindi dove avevamo tutto già quadrato con procedure, quindi di lì dico è un ulteriore elemento di successo di un paese che sa fare del vocazionale e della voglia di restituire, perché poi le persone che lavorano in queste dinamiche hanno anche voglia di restituire. Le aziende lo fanno per un interesse molto semplice, hanno voglia di crescere,
hanno voglia di formazione e oggi non vale più il detto che ci dicevano una volta, se non studi vai a lavorare. Oggi se non studi non lavori, e quindi avevano bisogno di quelle competenze. Benissimo. E devo dire la grandissima sensibilità non solo del MIUR, perché se oggi abbiamo un sistema che è quello che è, lo dobbiamo alle regioni. Noi con la nostra regione, la regione Piemonte, abbiamo saputo fare dell'ottimo lavoro di squadra. È vero che la rotta sta aumentando e ci chiedono degli aumenti diciamo, di produzione di ragazzi, e questo per ridurre, devo dire, il grande dolore che abbiamo ogni anno, perché avevamo sempre posizioni per un terzo dei candidati buoni, quindi quelli che passano in maniera estremamente positiva le selezioni. Stiamo raddoppiando quest'anno come ITS i volumi, e non è banale a livello organizzativo, immaginate un'azienda che raddoppia di volumi dall'oggi al domani. Certo. E l'obiettivo è quello di continuare su questi ritmi di crescita almeno per i prossimi 3-4 anni. Benissimo. Stefano, ecco, ti chiederei di raccontare un po' il tuo caso, intanto da che studi hai fatto e come sei passato adesso nel mondo del lavoro. Ecco. Sì, buongiorno a tutti, io sono Stefano Pegolo, ho 23 anni e sono un diplomato ITS e lavoro presso il centro ricerche Fiat di Orbassano a Torino, e mi occupo della gestione della diagnosi delle reti elettrico-elettroniche presenti sulle vetture di sviluppo. E io ho iniziato il mio percorso dopo, essendo uscito dalle superiori dopo 2 anni persi e un fallito tentativo di ammissione al Politecnico, e cercavo quindi un qualcosa che mi desse l'opportunità di entrare subito nel mondo del lavoro. E con il corso ITS Meccatronica io direi che ho trovato molto di più, perché oltre a darmi delle competenze tecniche in ambito meccatronico, ha saputo trasmettermi la voglia di fare, perché il corso si divide nello studio e nel fare le cose, quindi un ragazzo impara facendo e studiando, perché le ore di laboratorio sono veramente tante all'interno del corso, e questo dà la possibilità ai ragazzi di capire che cosa hanno studiato in aula. E per me ha dato una grande mano, perché poi in azienda mi sono trovato a dover affrontare diverse situazioni e il corso ETS mi ha permesso di affrontarle più che onorevolmente, insomma, mi ha dato le competenze per affrontarle sempre a testa alta. Benissimo, adesso diciamo la tua giornata come si svolge a lavoro quotidianamente? Quali sono diciamo, le parti più complicate secondo te del tuo lavoro e quelle che ti danno più soddisfazione? Ma partendo dal fatto che ciò che faccio è il mio sogno, quindi non mi pesa e non sento la fatica addosso, perché è proprio ciò che volevo fare. Quindi la mia giornata può essere un intervento su una vettura, una diagnosi, una trasferta, un incontro con un fornitore, dipende quindi è molto variabile, esatto, lo chiedevo per spiegare anche ai ragazzi che sono in aula, insomma, cosa poi possono andare a fare, ecco. Sì. E sul lato delle competenze invece, che cosa viene apprezzato di più dalle aziende della formazione in ITS secondo lei? Ma gli ITS curvano i corsi sulla base del bisogno delle imprese. Facciamo questo esercizio su base annuale, quindi non è banale, ed è uno degli elementi di estrema velocità nell'adattarsi da parte del sistema ITS. E devo dire anche dell'interesse che poi generano anche ovviamente nelle aziende. Le competenze tecniche spaziano, perché puoi andare da montare un velivolo a gestire una rete robotica piuttosto che dell'additive manufacturing, dipende. Credo che quello su cui forgiamo i ragazzi sia fondamentalmente il sapere del fare. La chiamiamo Officina 4.0, perché è il fare che li rende diversi. Ed è un qualcosa che nessun altro sistema riesce a dare in maniera così efficace. E in seconda battuta credo che li forgiamo anche sulla voglia di essere determinati nel raggiungere il loro sogno. E questo è importante, perché le competenze tecniche
nessuno di noi ha tutte le competenze tecniche quando esce dallo studio. Se torniamo indietro di qualche anno, nessuno di noi le aveva, ma quello che avevamo era la determinazione a raggiungere un sogno, e le competenze tecniche si imparano. Se non hai invece la determinazione, la grinta, la voglia di realizzare quel sogno, quelle purtroppo un libro non ce le insegna. Io quello che trovo è che abbiamo fatto sicuramente il primo decennio in maniera egregia in Italia. Abbiamo dimostrato che l'Italia ci crede, abbiamo dimostrato che vuole un raddoppio e vuole crescere ulteriormente. La strada di finanziare questa crescita e sostenerla, perché di fatto questo è un sistema estremamente volontaristico, è molto importante, credo siamo sulla strada giusta, non possiamo lasciare. 10.000 sono insufficienti, i numeri sono quelli che abbiamo detto prima. Esatto, ne servono di più. Grazie mille. Quindi... Torniamo a parlare di moda adesso, e quindi parliamo della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Machina Lonati di Brescia, che citava anche l'assessore in precedenza, e chiamerei sul palco quindi Benedetta Albini del gruppo Foppa e Alice Cherubini. Grazie. Benissimo, torniamo quindi a parlare di moda e insomma Benedetta, a te chiederei quali caratteristiche hanno i ragazzi insomma, che escono dagli ITS che vi colpiscono per determinate competenze, quindi cosa deve avere un ragazzo, un diplomato ITS per fare la differenza? Ma innanzitutto grazie di questo bel momento di condivisione. Il gruppo Foppa che rappresento, e faccio una premessa per arrivare a rispondere alla tua domanda, è una realtà che a Brescia si occupa di formazione e di istruzione da più di 30 anni ed è uno dei soci fondatori di ITS Machina Lonati. Quindi io oggi rappresento un'impresa che ha assunto una ragazza di ITS Machina Lonati e credo che sia ancora maggior dimostrazione di quanto crediamo nella valenza di questi percorsi. Dopo aver condiviso quelli che sono gli esiti occupazionali, che sono quasi dell'85% dei percorsi ITS, e aver avuto tante testimonianze di imprenditori bresciani che c'erano anche nel video, che hanno assunto i nostri ragazzi, abbiamo detto a ITS Machina Lonati: manda anche a noi qualcuno dei ragazzi, perché effettivamente hanno una preparazione, un'attitudine che è sicuramente diversa in premessa rispetto a tanti altri ragazzi che escono dai percorsi universitari.
rispetto alle competenze che questi ragazzi hanno, io penso che si debba parlare di due aspetti in particolare. Il primo è quello che riguarda la competenza non solo a livello di conoscenze teoriche, ma anche il collega che era prima sul palco parlava di saper fare. Quindi nei percorsi ITS i ragazzi imparano un lavoro, imparano degli aspetti tecnici legati a delle professioni, e per un'azienda è fondamentale non dover iniziare da capo a spiegare un mestiere ai ragazzi, cosa che spesso avviene invece quando uno studente esce da un percorso universitario, ma avere così già fatto dei passi in avanti, non dover ripercorrere tutto un percorso formativo. Il secondo aspetto è che i ragazzi che fanno ITS già durante il loro percorso fanno un tirocinio curricolare molto importante in azienda. I ragazzi di ITS Macchine Lonati fanno un'esperienza di 700 ore di azienda al secondo anno, e quindi escono conoscendo non solo a livello tecnico le competenze che servono nel mondo del lavoro, ma conoscendo quelle che sono i meccanismi, le dinamiche e il modo in cui ci si deve porre in azienda. Sì, perché molto spesso anche i ragazzi che escono dall'università, magari quando entrano in azienda, sono un po' spaesati, cioè Esatto. capita spesso, insomma, lo saprete. Sì, Alice, che è con noi ormai da qualche mese, ha fatto con noi prima un tirocinio extracurricolare quando ha terminato il suo percorso ITS di 6 mesi, e poi oggi con noi è dipendente, è stata assunta, effettivamente ha dimostrato questo. Per noi oggi lavora nel settore della comunicazione e della gestione dei social, e non solo aveva delle competenze tecniche che aveva appreso durante il suo percorso formativo, ma sapeva esattamente come muoversi e come porsi in un contesto che ha, come dicevo prima, delle dinamiche che si danno per scontate, ma che per un ragazzo non lo sono, e non le abbiamo dovuto raccontare e spiegare pressoché nulla. Quindi parlo di precisione, di puntualità, di come ci si organizza e si danno delle priorità rispetto a degli obiettivi. Penso che gli ITS abbiano così questo rispetto ad altri percorsi formativi come valore aggiunto, l'insegnare ai ragazzi a fare veramente e porli in un contesto reale, pratico durante il percorso formativo, in modo che quando davvero poi entrano nelle aziende sanno già come devono fare. Sì. Ecco, Alice, tu come ti sei trovata il primo giorno in azienda, e poi anche, insomma, di che cosa ti occupi e che cosa fai tutti i giorni? Allora, buongiorno a tutti, io sono Alice Cherubini, ho 22 anni, mi sono diplomata in ITS 1 anno e mezzo fa circa. Diciamo che secondo me, come ha detto Benedetta, l'esperienza di ITS prepara al lavoro. Non è semplicemente agevola il passaggio al mondo del lavoro, ma prepara, nel senso che già in aula noi abbiamo una serie di docenti che sono professionisti del settore in cui noi studiamo, quindi professionisti della comunicazione, professionisti del marketing, e già diciamo che già nell'aula non si respira semplicemente l'aria del io sono lo studente e il professore è l'insegnante, ma tutto è improntato in ottica poi lavorativa, nel senso vengono presentati una serie di progetti reali, si hanno delle scadenze, ci si interfaccia anche con delle aziende, spesso con dei progetti di consulenza o con dei progetti in cui l'azienda viene in aula e da studente capisci già come poi porsi sul mondo del lavoro. Diciamo, inizi già a lavorare praticamente. Esatto, e secondo me io che venivo da una formazione liceale, quindi molto distante da questo. Classico, scientifico? Io ho fatto liceo linguistico. Linguistico, ok. Quindi quando poi mi sono trovata al momento della scelta ho detto chissà, nel senso non sapremo come sarà il mondo del lavoro tra 2, 3, 5, 10 anni. E io ho fatto una scelta per me, nel senso non nell'ottica del cosa farò, ma nell'ottica del cosa voglio fare ora. E ITS univa, soprattutto il corso che ho fatto io ho studiato marketing e comunicazione per le imprese di moda, ha unito insieme 3 corsi in un solo corso. Okay. Cioè erano 3 passioni, 3 cose che avrei voluto imparare e approfondire meglio. E quando, devo essere sincera, quando ho letto il nome del corso sono rimasta abbagliata, e
Nel frattempo poi diciamo che E posso chiederti come ci sei arrivata, cioè dove l'hai scoperto? Allora, io ho seguito un corso di comunicazione organizzato da un ente totalmente a parte, esatto, e quando mi sono trovata davanti tre docenti, di cui 2 erano docenti anche di ITS Macchina Lonati, ho detto ok, allora è la mia strada. E diciamo che poi su Brescia, sul contesto bresciano, molti docenti provengono da fuori, ma molti sono parte del tessuto imprenditoriale proprio Esatto, come della, nel caso. della città, e quindi diciamo che avere a che fare con delle persone che poi già usciti da lì ti stringono la mano e ti dicono ok, possiamo riparlarne, un colloquio o una cosa del genere, è una grandissima soddisfazione secondo me. E anche i tuoi compagni di corso sono tutti più o meno instradati? Sono tutti più o meno instradati, tranne chi ha deciso di non essere instradato e ha preso una scelta di vita diversa, chi si è trasferito, chi sta facendo altri percorsi, però sì, secondo me il bello di ITS è oltre al percorso di studi di cui poi si parlerà ognuno al suo nello specifico, qua si sta parlando di ITS a livello generale e credo che l'ottica e l'impronta che pone su uno studente ITS è totalmente diversa dagli altri percorsi universitari. Benissimo, io vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi. Grazie mille, arrivederci. E abbiamo un piccolo fuori programma, chiamerei quindi sul palco Salvatore Giuliano, sottosegretario Mural con la delega all'ITS, che ci teneva a dire 2 parole. Grazie. Grazie per avermi chiesto di portare il mio saluto. Vi chiedo scusa per questa interruzione nei vostri programmi. Solo per dirvi che, come già annunciato, ho la delega agli ITS. Qual è il pensiero mio e evidente anche del governo che qui rappresento? Gli ITS sono una eccellente realtà da salvaguardare, da tutelare, da far crescere tutti insieme e sicuramente da migliorare, da dare possibilità. Oggi qui, fra le altre cose, verrà firmato un importante protocollo d'intesa tra il MIUR e Confindustria Moda, che è sicuramente uno strumento che aprirà nuove opportunità per i nostri studenti. I dati oggettivi, reali del progetto ITS sono noti a tutti ed è un'importantissima, ripeto, realtà. Come intendiamo sostenerla, metterla in sicurezza? Ci sono diverse strategie. Metterla in sicurezza significa garantire risorse stabili al progetto. Con le regioni, per esempio, dovremmo sicuramente, io comunico, ne parlavamo prima con l'assessore Donazzan, comunico la mia disponibilità, la mia esigenza, la mia richiesta di cominciare a lavorare tutti insieme, anche per avere una tempistica che sia uguale in ogni regione e che molto spesso gli ITS non facciano attività di orientamento al buio. Ecco, c'è un'importante opportunità che adesso abbiamo di avere una campagna di comunicazione, perché molto spesso questa bella realtà non è conosciuta ai giovani. Dobbiamo farla conoscere, dobbiamo metterla in sicurezza, forse dovremmo riflettere anche per fare chiarezza sulla denominazione, perché molto spesso nei giovani viene confuso l'ITS con un istituto tecnico e non è la stessa cosa. Quindi cambiare il nome sicuramente. E un'altra cosa nella quale io ci credo molto è un valore aggiunto, lo ritengo, perché il vero valore dell'ITS è la competenza che i ragazzi acquisiscono e che è immediatamente spendibile. Abbiamo difficoltà a fargli finire il percorso, nel senso che lavorano prima ancora che finisca il percorso. E allora, oltre che metterlo in sicurezza, così come vi dicevo, sarebbe opportuno prevedere come valore aggiunto, non è il valore primario,
quello di dare una codificazione chiara al titolo che i ragazzi conseguono. Io sono fermamente convinto che tale eccellenza debba rimanere nell'alveo della istruzione. Sapete, il nostro dicastero è il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Io ritengo che se restano così come sono oggi nell'alveo dell'istruzione, rappresentano, come è giusto che sia, la punta più elevata di una immaginaria piramide. Quindi abbiamo tutta la nostra filiera, dopo infine abbiamo gli ITS. Grazie a tutti coloro che ogni giorno a diverso titolo, ringrazio gli amministratori che sono presenti in questa sala, che a diverso titolo ogni giorno con passione, indipendentemente dal credo, dallo schieramento politico, dalla tessera di partito, fanno per questa bellissima realtà. Ringrazio le imprese oggi presenti che con il loro continuo operare consentono ai ragazzi di avere opportunità formative che valgono per tutta la vita e occupazionali che sicuramente iniziano un percorso di vita professionale e nell'ottica dell'ITS, di questo miglioramento continuo, di questo essere al passo con quello che oggi il mondo chiede, e non è sempre solo ed esclusivamente il mondo del lavoro, ma essere cittadino consapevole. È questo sul quale noi dobbiamo insistere, perché molto spesso arriviamo tardi. E arrivare tardi, guardate, si può fare tardi, io nonostante sia meridionale, si dice, sai, i meridionali non rispettano gli appuntamenti, io ho la fobia dell'essere puntuale, preferisco arrivare prima o fare tardi sull'anticipo, ecco, dico così. Ma molto spesso, dicevo, facciamo tardi e non è questione di 5-10 minuti, molto spesso il nostro ritardo dei sistemi educativi di norma sono quantificabili in anni. Quindi arriviamo, il sociale è a un certo punto, il sistema educativo è 10, 15, 20 anni fermo dietro. E allora l'ITS potrebbe essere, a mio avviso, anche un volano e un contagio positivo per l'intero sistema. Cioè, se noi introducessimo queste buone pratiche, è evidente con coniugazioni differenti, con accezioni differenti, perché parliamo di livelli di istruzione anche differenti, ma se facciamo tesoro di queste buone pratiche, secondo me facciamo una cosa giusta per i nostri alunni, per i nostri ragazzi, per il nostro Paese. Grazie e vi chiedo ancora scusa per avervi interrotto. Grazie. Bene, continuiamo allora il nostro viaggio nel mondo degli ITS e a questo punto chiamerei la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita di Bergamo, grazie, con l'ingegnere Paolo Curtò e Giulia Curti, grazie. Un applauso di incoraggiamento. Entrare nel mondo del lavoro è il problema del periodo storico che stiamo vivendo. Per noi conta rispondere solo ad una domanda: in quanto tempo trovo lavoro dopo aver terminato gli studi? Alla conclusione dei percorsi formativi, la nostra scuola registra ottimi risultati occupazionali. Lo stesso giorno del conseguimento del titolo, il 70% dei nostri neodiplomati ha un'occupazione e dentro qualche mese si registra la piena occupazione. L'Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita rappresenta un vero link tra il mondo della formazione e del lavoro
È stato creato direttamente dalle imprese per rispondere alla loro domanda di personale qualificato con competenze tecniche e tecnologiche. Con questi laboratori l'ITS vuole rappresentare un'innovazione anche nel campo del trasferimento tecnologico alla media piccola azienda. Noi qui affrontiamo problemi che le aziende ci pongono e formuliamo soluzioni. Ecco, intanto Ingegner Curtale chiederei di spiegare, insomma, Istituto Tecnico per le Nuove Tecnologie della Vita, che cosa si intende nello specifico, quali profili formate, e poi anche abbiamo avuto un bel dibattito su ingegneri e diplomati che si integrano o meno nelle aziende, sono due profili differenti ma comunque insomma validi. Buongiorno a tutti, sono molto emozionato e contento di essere qui. Devo fare una piccola rettifica, io rappresento l'impresa in questo momento, quindi l'impresa che ha scoperto e utilizzato l'ITS. Io sono ingegnere chimico, da 30 anni sono nel settore che è affine alla chimica, che è il mondo farmaceutico. Farmindustria ci illustra in un documento di luglio che l'industria farmaceutica italiana è la prima nei paesi dei 27 paesi europei. Abbiamo superato la Germania con più di decine di migliaia di addetti e la regione Lombardia è il primo cluster europeo per le aziende farmaceutiche e i loro fornitori di tecnologia. Il nostro gruppo industriale da 50 anni esporta tecnologia in tutto il mondo. Prima ho sentito parlare dell'FDA, quindi l'Italia, le aziende italiane, sia che produttrici di farmaci sia di tecnologie, sono in linea con l'FDA, cioè l'FDA viene in Italia come tutte le agenzie che approvano farmaci. Quindi di fronte a questo mondo industriale, magari non tanto conosciuto degli altri, c'è una disperata esigenza di specialisti. La nostra realtà li ha presi e li ha formati perché il mondo universitario oggi non forma specialisti per le tecnologie, forma specialisti per la ricerca del farmaco ma non per la produzione e la innovazione tecnologica. Quindi noi abbiamo preso ingegneri chimici, biotecnologi con una formazione non strutturata, però in molti settori nella nostra area servono tecnici operativi, quindi che abbiano una vocazione alle operation, dalla design alla progettazione, allo sviluppo, ai collaudi, alle convalide, le cosiddette validation, eccetera. In questa ricerca, devo dire, suggerito da mia moglie che fa un'altra cosa come mestiere, però segue quello che era un po', diceva la Gabanelli, la passione, ho scoperto l'ITS di Bergamo. Ovviamente non ho trovato un ITS farmaceutico, tecnologie, sì, c'è qualcosa, ma è più settore biomedicale. E quindi ho trovato a Bergamo questo che è il settore chimico-industriale, io sono ingegnere chimico, biotecnologico, quindi molto vicino. E abbiamo inserito nell'ultima parte dell'ITS, che è un 800 ore, cioè un semestre di tirocinio, 4 ITS, 3 del settore chimico e 1 del settore biotecnologico, con una velocità, cioè insperata, nel senso sorprendente, capacità di inserimento, ovviamente con un grande investimento nell'affiancamento dagli esperti, nel passare il nostro sapere. Prima ho sentito l'ITS
di Torino che parlava del ridare, di restituire. Io sento di dover restituire alla Lombardia, al Veneto. Io mi sono formato a Padova, che mi ha insegnato il mestiere di ingegnere farmaceutico, e quindi questo passaggio poi è ritornato. Tant'è vero che alla fine del percorso i ragazzi sono stati assunti con contratto di apprendistato, quindi sono inseriti. Quindi questo è un bisogno che secondo me l'ITS ha centrato una cosa, e il successo dell'ITS è questo, che gli insegnanti dell'ITS, una buona parte di questi insegnanti, siamo noi, le imprese, che sappiamo cosa fare in un settore dove l'università ha dei buchi, e in più c'è questo semestre di conoscenza degli studenti che anche quando si assume un dipendente, cioè il periodo di prova, è insufficiente per certi mestieri così complessi. Quindi questa combinazione di docenti delle industrie, chiaramente devono essere docenti con vocazione didattica, e anche la formazione interna è una chiave di successo. Benissimo. Giulia, ti chiederei qual è il tuo percorso, e poi mi dicevi che insomma di ragazze che fanno quello che fai tu non ce ne sono tantissime. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Dunque, io sono uscita al liceo con lo scientifico tecnologico, quindi avevo necessità di seguire la strada dell'università, però non sentendo la mia, perché volevo una strada un pochino più pratico. Ho trovato per caso l'ITS, in particolare mi sono appassionata all'ITS nel corso di chimico industriale, dove poi ho seguito nell'ultima fase dei 6 mesi di stage nell'azienda DOC, e in questa azienda qui ho consolidato tutte quelle che erano le conoscenze tecniche che avevo appreso durante l'ITS. Sì. E oggi cosa fai? E oggi faccio convalida, attività di convalida impianti, che producono insomma prodotti farmaceutici, quindi un settore prevalentemente maschile, però a cui mi sono appassionata. È giusto che ci sia anche una rappresentanza femminile. Invece i tuoi colleghi che strada hanno preso? Più o meno sono... Sì, più o meno siamo nello stesso ambito, quindi siamo in gruppo insieme. Ah, perfetto. E quindi in azienda che cos'è che hai imparato di nuovo che ancora magari anche l'ITS non aveva dato? In pratica tutte quelle normative specifiche nell'ambito farmaceutico, perché naturalmente in ITS io ho fatto un corso chimico industriale, ma non era ben specifico nel farmaceutico, quindi l'ambito farmaceutico poi mi è stato spiegato meglio nella società. Benissimo, ecco. Se posso aggiungere un'ultima cosa, è la necessità di avere un ITS un po' fatto a misura del mondo farmaceutico è stata talmente recepita che la Regione Lombardia ha approvato nell'ambito dell'ITS esistente un aggiuntivo percorso che nascerà quest'anno, fra qualche mese, che si chiama proprio Tecnico Superiore per gli impianti chimico-farmaceutici, dove molti docenti saranno le aziende esperte di Lombardia e anche del Veneto, che praticamente insegnano al proprio capitale umano che poi assorberà. Quindi questo è il vantaggio alla fine delle imprese. Uno investe su qualcosa che poi, questo è il connubio felice, dicevo. Però mi diceva che lei assume anche ingegneri comunque. No, allora, ecco, voglio dire una cosa, io sono ingegnere chimico e sono molto, come dire, orgoglioso di esserlo, quindi è sbagliata questa idea che c'è una competizione. Qualche volta parlando con l'Università di Padova, dove facciamo dei corsi post laurea, c'è questa minaccia ITS. Allora, io posso dire, per essere molto politically correct, che oggi fra un laureato triennale in ingegneria industriale e un ITS preferisco il secondo. Però l'ingegnere serve e insieme sono una squadra. Non è come dire, io ho fatto il militare in marina, c'è l'ufficiale, il sottufficiale, ma una nave funziona quando c'è l'ammiraglio e quando c'è il motorista navale. Questo è, quindi ruoli diversi, complementari. Però oggi il percorso triennale di ingegneria industriale per me è un percorso che non è né carne né pesce. Va bene, grazie mille della testimonianza, allora vi ringrazio.
proseguiamo la nostra giornata alla scoperta dell'ITS e chiamerei l'ITS Academy Last di Verona, quindi giocano in casa. Esatto. Cristiano Sturaro, direttore generale, Ismaele Cottini, che è lo studente, e anche la dottoressa Caproglio di Umana. Grazie. La posizione geografica di Verona è strategica. Qui si intersecano le direttrici che collegano il Mediterraneo al nord Europa. Incrocio ideale per gli scambi internazionali di merci su aria, ferrovia, gomma e nave. È l'Interporto Quadrante Europa, un'area che negli anni è diventata una vera e propria città delle merci, altamente specializzata e regolata da sistemi logistici di altissimo livello. L'Interporto Quadrante Europa di Verona è il primo interporto europeo, produce da solo circa il 40% del trasporto intermodale italiano. L'eccellenza del Quadrante Europa è certificata anche non solo dalla quantità e dai volumi di traffico che si fanno, ma anche dal tasso di innovazione. Innovazione non solo nelle infrastrutture, ma anche nella conoscenza e formazione. Qui studiano i ragazzi dell'Istituto Tecnico Superiore LAST, un corso biennale di specializzazione post-diploma nell'ambito della logistica e dei sistemi innovativi per la mobilità. L'ITS è nato qui a Verona perché Verona è una città che è favorevole all'insediamento di aziende di logistica. Non è stata una scelta naturale per le possibilità che dà il territorio e le possibilità soprattutto di assunzione, di entrata nel mondo del lavoro dei ragazzi. A luglio mi sono diplomato come ragioniere e a settembre ho avuto questa opportunità di intraprendere questo percorso di studi dell'ITS Logistica con sia docenti universitari che manager di aziende molto preparati che sono venuti a scuola. Questa è una cosa molto importante per noi giovani, che possiamo capire proprio come funziona il mondo del lavoro. L'ITS offre la possibilità agli studenti a fine di ogni anno di poter avere un'esperienza diretta sul campo del lavoro, così avevamo modo di capire qual era la nostra strada nel mondo della logistica e quale delle professioni della logistica è più adatta alle nostre caratteristiche. Noi abbiamo circa 55 aziende che sono partner sia nella definizione dei programmi ma soprattutto nella organizzazione degli stage aziendali. Adesso al termine dello stage mi verrà fatto un contratto a tempo determinato di un anno e poi avrò il rinnovo a tempo indeterminato. All'interno della sala operativa l'attività principale è quella della gestione treno, di tutte le varie attività dall'arrivo, il carico fino alla partenza del treno. Io sento di aver trovato il lavoro giusto che valorizza le mie caratteristiche. All'inizio del percorso di studi non sapevo bene cosa fosse il mondo dei trasporti e della logistica, poi mi sono appassionato a questo tipo di lavoro e fra treni, aerei e container marittimi c'è sempre da divertirsi. Una realtà che vede... Potete applaudire, vale anche dal vivo. Benissimo, allora, professioni per la logistica. Innanzitutto chiederei quali percorsi insomma, prevede il vostro ITS e poi... Sì, manca un microfono. Okay. Rispondo io. Ok, prego. Si sente, sì? Ok. Sì. Allora, sono uno studente dell'ITS LAST e come corso abbiamo il corso della logistica, abbiamo il corso di cui frequento io, che si occupa del settore automotive, quindi il settore dell'automobile e dei veicoli industriali, e infine abbiamo un corso di user experience che si occupa di big data e di tutto ciò che ha contatto del mondo dell'informatica e dell'e-commerce online. E io sono Ismaele Cottini, mi presento, studente dell'ITS LAST. E sei ancora studente, questa è una notizia, esatto. Sì. Però hai già iniziato un percorso esatto. diciamo, professionale. Dopo che mi sono diplomato alle scuole superiori, avevo fatto un indirizzo tecnico riguardante il mondo della meccanica e comunque del trasporto. Ho deciso di intraprendere il percorso dell'università, cominciando a frequentare ingegneria,
però mi sono reso conto dopo un anno di frequentazione che non rispecchiava ciò che erano le mie esigenze. Ok. Sono venuto a sapere dell'ITS e l'ho trovata un'ottima alternativa per poter mettermi in gioco nel mondo del lavoro e potermi professionalizzare. E adesso, dopo un anno di frequentazione dell'ITS e dopo aver finito il mio percorso di stage all'interno di SAF Holland Italia, sono stato assunto all'interno dell'azienda e sto portando al termine un percorso che diciamo che ha 3 diverse variabili. Ok. Una è sicuramente la teoria in aula, attraverso l'ITS, attraverso i docenti che vengono tutti dal mondo del lavoro, e dopo l'altra metà della mia giornata la occupo all'interno dell'azienda, facendo stage e allo stesso tempo lavorando. Ok, quindi tu sei impegnatissimo, diciamo, Sì. hai una bella giornata, Abbastanza, insomma. abbastanza. Ecco, Cristiano, io chiederei insomma, quali sono le caratteristiche che ricercate nei ragazzi, quindi perché diciamo, Ismaele ce l'ha fatta, per dire. Buongiorno a tutti anche da parte mia, mi presento, io sono Cristiano Sturaro e dirigo la filiale italiana di SAF Holland. SAF Holland è una multinazionale tedesca con sede operativa nella zona di Francoforte e che ad oggi impiega nel mondo oltre 4.500 dipendenti che sono suddivisi su 16 stabilimenti e 27 filiali. Come dicevo, ripeto, io dirigo la filiale italiana, quindi mi occupo del mercato italiano e l'attività in Italia la nostra attività quotidiana è un'attività di commercializzazione dei prodotti della casa madre e ci occupiamo di vendita e assistenza. Un anno e mezzo fa, leggendo una rivista di settore, ho avuto modo di conoscere quella che era la realtà dell'ITS Academy Last e sono rimasto subito incuriosito perché appunto ho avuto modo, nell'articolo ovviamente spiegava quella che era la loro attività legata al mondo della logistica o comunque legata in maniera più generale al mondo dell'automotive, del quale ovviamente noi facciamo parte. Non ho detto perché SAF Holland costruisce componenti e sistemi per telai di rimorchi, autobus e veicoli industriali in generale, quindi ovviamente legato al mondo dell'automotive. Cercavo competenze e personale da inserire nel reparto post vendita e quindi nel mese di marzo di quest'anno sono entrati in azienda 2 ragazzi sempre provenienti dall'ITS Last che si aggiungono all'esperienza di Ismaele e che hanno fatto il percorso di stage, successivamente sono stati entrambi assunti, prima con un contratto a tempo determinato e posso anche dire, sono contento di annunciare che uno dei 2 da lunedì sarà assunto. Fantastico, sarà contentissimo. Quindi insomma credo, ma io sono stato ho creduto, credo fermamente nei giovani, secondo me va data un'opportunità, è importante che i giovani studino, che facciano il loro percorso scolastico, che acquisiscano competenze e quindi se sono preparati devono avere tutte le chance per poter essere inseriti in azienda. E con Ismaele, come dicevamo, abbiamo fatto un percorso diverso perché appunto Ismaele è ancora a scuola e mi è stato detto che abbiamo fatto il primo contratto della Regione Veneto, che è questo contratto che si chiama di alta formazione duale, per cui Ismaele alla mattina è con noi e in questo momento è inserito nel reparto commerciale, si occupa di un'attività di back office commerciale ma anche alcune attività di marketing legate al marketing e alla comunicazione e niente, per noi, insomma, ripeto, per me personalmente l'esperienza è molto positiva.
devo dire che ho trovato anche del personale preparato, molto preparato nella scuola, nell'ITS. Che poi è quello che si vede nel risultato finale. Di con i fatto, ragazzi soprattutto che sanno quello che le devono tutor fare. e chi segue Ismaele e gli insegnanti che lo seguono tutti i giorni. Quindi, Benissimo. ripeto, un'esperienza che secondo me, forse è già stato detto, però a livello delle aziende forse non è ancora tanto conosciuta. Ma infatti siamo anche un po' qui per questo, esatto. Dottoressa Capriaglia, io volevo chiedere insomma qual è stato il ruolo di Umana in tutto questo, insomma, messa a sistema delle competenze e delle richieste anche delle aziende. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto, io desidero veramente ringraziare chi ha organizzato questo evento, la Regione Veneto in particolare. Mi ha fatto piacere ci fosse anche l'assessore Rizzoli della Lombardia, perché si vede che questo evento è organizzato da chi crede nello strumento degli ITS. Lo dico perché Umana ci crede da 10 anni, è partner socia di 20 ITS in Italia, e premetto questo perché mi spiace che molti ragazzi siano andati e non possono sentire il valore del ruolo che può avere l'apprendistato duale di alta formazione come quello che noi abbiamo reso possibile, sposando l'esigenza di un'azienda e individuando un ragazzo in grado di rispondere appunto a questa esigenza. L'apprendistato di alta formazione è una formula straordinaria, secondo noi, che trasforma uno studente in lavoratore studente, che aiuta a passare dal sapere al saper fare in maniera molto concreta. È uno strumento complesso, senza dubbio, la cui complessità viene gestita completamente da noi in Umana, e qui c'è, anzi approfitto per ringraziare il gruppo di colleghi dedicati all'apprendistato e agli ITS che ci sono oggi, perché lo facciamo noi, togliamo tutte le parti burocratiche alle aziende e aiutiamo i ragazzi facendo anche da tutor in un percorso importante. Io credo che le aziende dovrebbero comprendere l'importanza di questo strumento, e qui abbiamo una testimonianza, perché è uno strumento che consente di investire nel medio periodo, perché poi quando si dice che non ci sono i ragazzi, non si trovano le competenze, trovando gli strumenti giusti per farlo, questo si può fare. Gli ITS sono un'istituzione interessantissima e credo che uniti all'apprendistato duale possono dare dei risultati veramente importanti. Noi stiamo crescendo molto sull'apprendistato in Italia, in molti ITS, ma siamo pronti alla sfida a farlo ancora di più. Insomma, l'augurio è che i contratti duali di alta formazione si moltiplichino nei prossimi anni. Benissimo, io vi ringrazio per la vostra testimonianza. E abbiamo ancora una testimonianza e un racconto dell'ITS Veneto, per cui chiamerei sul palco il signor Maurizio Fiorini e Enrico Gamberoni. Grazie. Bene, io comincerei chiedendovi insomma come vi siete conosciuti in realtà, come è nata il rapporto lavorativo e insomma qual è stato anche il percorso poi di Enrico, e partirei da Maurizio. Sì. Buongiorno, io rappresento la Baia Holiday e noi lavoriamo nel mondo del turismo. Velocemente noi abbiamo dei luoghi che spaziano dai villaggi turistici a hotel in Sardegna, in Croazia,
sul lago di Garda, a Trieste, a Roma, a Cavallino. Il prossimo anno apriamo anche vicino a Parigi e a Nizza. E noi abbiamo voluto accogliere questi giovani che provengono da questo istituto, e dico accogliere perché la prima cosa che ci siamo prefissati è di di iniziare il mondo del lavoro, che non abbiano paura di questo mondo del lavoro e che siano invece contenti di iniziare un determinato processo. La seconda cosa, ed Enrico ne è una testimonianza, è di far comprendere che si possono avere mansioni di responsabilità anche in giovane età. Non si deve aspettare di avere i capelli bianchi, e lui è un esempio, ma non è l'unico, per cui noi siamo stati molto contenti di vedere che questi ragazzi sono molto preparati, ma siamo stati anche sorpresi che ci sono dei giovani veramente a posto. Tutti parlano non sempre bene dei giovani, invece noi possiamo testimoniare che ci sono dei bravissimi ragazzi e che è anche compito nostro di trasmettergli una passione e una voglia di emergere. Enrico ne è una testimonianza, ma non è il solo, è che mi hanno detto che ne potevo portare uno solo. Certo. Enrico, quindi raccontaci un po' la tua storia, insomma, che percorso hai fatto, perché ti sei iscritto all'ITS e poi dove sei arrivato oggi. Innanzitutto buongiorno a tutti. Si sente? No, forse no. Ci ha crollato un microfono. Innanzitutto buongiorno a tutti, mi chiamo Enrico Gamberoni e la mia esperienza formativa e professionale fino a questo momento è abbastanza complessa, in quanto dopo essermi diplomato in un settore tramite un istituto tecnico completamente diverso da quello turistico e aver operato nello stesso settore per un paio d'anni, mi sono accorto che quella mansione non rispecchiava le mie caratteristiche professionali e personali, e quindi mi sono mobilitato per cercare di iniziare un cambiamento, di cambiare strada, e in questo l'ITS Turismo Veneto è intervenuto ad aiutarmi, mi è stato molto d'aiuto, in quanto mi ha permesso in poco tempo di assorbire una formazione dal punto di vista teorico che per me era fondamentale, in quanto avevo molte lacune in termini di competenze di un settore che non conoscevo assolutamente nulla, ma allo stesso tempo mi ha permesso, senza perdere nessun anno di studio o quant'altro, di mettere in pratica le informazioni che assorbivo e che imparavo nelle varie lezioni in cui ho frequentato. Mi ha permesso poi di eseguire un tirocinio in una realtà aziendale, quella della Bahia Holiday Travel and Leisure, e inserirmi in questa azienda, ma non si è limitato ad inserirmi nell'azienda. Mi ha dato il tempo di capire che quella realtà poteva essere un terreno fertile per la mia crescita professionale, e in questo modo ho iniziato a investire in termini di energie, in termini di tempo, in termini di sacrifici in questa realtà, e fortunatamente nella controparte si sono accorti di questo e hanno deciso di investire sulla mia figura, portandomi fino al giorno d'oggi, fino a questo momento, a ricoprire la figura di vice coordinatore della struttura dove opero, mentre nei mesi invernali, quando la struttura chiude, vado a rappresentare l'azienda in alcune delle principali fiere turistiche internazionali. Quindi un sacco di responsabilità, immagino. Ci si prova, danno forza. Perfetto, ecco, io sono anche curiosa di sapere quali sono le competenze che vi conquistano dei ragazzi che escono dagli ITS, insomma, per capire qual è quel qualcosa in più che ve li fa scegliere. Ma noi abbiamo iniziato a collaborare circa 5 anni fa e, avendo diverse strutture, accogliamo circa 8 persone ogni anno, e devo dire che la cosa che ci ha sorpreso è che oltre ad avere una preparazione adeguata hanno veramente un grande entusiasmo, tanto è vero che uno dei nostri problemi con loro è ogni tanto di frenarli, nel senso che vedo che c'è questa veramente giusta voglia di fare, che ovviamente va un attimo frenata a volte perché sono anche molto giovani, e per questo che noi abbiamo all'inizio
devo essere sincero, ho visto la cosa un po' da lontano, adesso siamo molto soddisfatti di questo, però hanno una buona preparazione. Però attenzione che io penso che oltre alla preparazione scolastica e anche, perché no, della famiglia, è compito anche delle aziende poi dare impulso, non possiamo solo aspettare che siano preparati bene, poi dobbiamo anche noi continuare questo E c'è un'attenzione crescente su questo fronte da parte anche di chi fa accoglienza? Sì, vi siete accorti che sì, penso di sì, noi sì, sicuramente. Sì. non rischiate di contendervi poi i pochi diplomati ITS che ci sono? No, perché uno dei problemi che adesso abbiamo noi è proprio avere risorse umane. Di un certo livello, per cui no, non c'è questo pericolo per il momento. Enrico, scusami, io ti chiederei anche che consiglio ti sentiresti di dare a dei ragazzi che devono decidere se iscriversi o meno all'ITS, insomma se dovessi trovare un consiglio da dare a qualcuno che è più giovane di te, quindi è indeciso sul percorso da fare. Beh, fondamentalmente ognuno di noi deve in primo luogo fare un'analisi di quelle che sono le sue passioni, come si parlava prima, e di quelle che sono le sue abilità personali. E per ragazzi che comunque hanno una vocazione alla praticità, ma non solo alla praticità, hanno la voglia di mettersi nel mondo del lavoro, hanno fame del mondo del lavoro, sicuramente l'ITS è la realtà che più rispecchia queste esigenze. Mentre quando è stato il mio tempo di scegliere un percorso accademico piuttosto che universitario, poteva darmi magari qualche competenza in più, qualche conoscenza più che competenza in più in termine teorico, ma poi secondo il mio punto di vista sarebbe stato molto inferiore alla capacità di mettermi nel mondo del lavoro, sarebbe stato un trampolino di lancio meno solido in questo settore che di per sé è già difficile come mercato del lavoro. Se poi non si hanno le giuste capacità e le giuste competenze diventa ancora di più difficile. E nella tua esperienza personale tu hai amici della tua età più o meno che hanno fatto percorsi diversi, che hanno più o meno fatto fatica a trovare lavoro? No, assolutamente. Io tutti i ragazzi che conosco dei corsi precedenti dei miei coetanei, ma anche nuovi ragazzi che vedo frequentare, vedo che ognuno di loro sta avendo la sua opportunità per farsi valere in questo mondo del lavoro, in questo settore. Dopo c'è chi di loro la coglie, c'è chi ha la capacità, che è forse l'abilità fondamentale in questo momento, di mettersi a disposizione dell'azienda, lo spirito di sacrificio che magari ti fa in un primo momento fare appunto dei sacrifici in più, ma per poi ottenere qualcosa di un valore molto maggiore nel lungo periodo. Quindi il consiglio è coltivare un progetto sulla propria carriera e non fermarsi alla fatica quotidiana. Assolutamente. Benissimo, io vi ringrazio allora per quest'ultima testimonianza. Grazie. Perfetto. E continuiamo con so che è il momento delle domande, per cui se dal pubblico avete qualsiasi questione da chiedere o comunque volete interpellare i ragazzi degli ITS oppure le aziende che hanno raccontato la loro storia oggi, questo è il momento. Vorrei sapere se c'è una mano alzata in sala, forse sì, ecco. Adesso arriva anche il gelato. E io volevo sapere perché, da come si è detto, praticamente gli ITS sono una grande risorsa comunque per noi studenti, per futuri lavoratori, eccetera. Perché non c'è, diciamo, la fila fuori dalla porta, come può essere per esempio, invece ci sono tanti che frequentano l'università, eccetera, invece di frequentare questi istituti che comunque preparano praticamente il lavoro assicurato, insomma, in un certo senso. E volevo fare questa domanda poi in generale se qualcuno di ITS, non so, riusciva a rispondere, ecco, insomma. Ok, chiederei a qualcuno dei rappresentanti degli ITS se ha voglia di rispondere a questa domanda. Che si faccia avanti, esatto. Prego. Si sente?
Si sente. Allora, perché non c'è ancora la coda fuori? Semplicemente perché non ci conoscono. Siamo nati solo nel 2010-2012, le famiglie e i ragazzi non ci conoscono e quindi non sanno che l'80% dei nostri ragazzi, l'82%, dopo un anno trova lavoro. E abbiamo chiesto al MIUR di fare una campagna di comunicazione nazionale importante e, come associazione, come cabina di regia e quindi come sistema degli ITS, e il MIUR, devo dire, ci ha sorpreso molto positivamente perché ha accolto la domanda investendo 1,5 milioni sulla comunicazione. Quindi per il prossimo anno speriamo di fare la fila. Anche un buon prodotto, se non ha una buona comunicazione, nessuno lo conosce, difficilmente si vende, tra virgolette. Credo che questa sia la spiegazione più semplice. Poi dopo mi tocca, Diana, mi tocca raccontare delle cose, ma adesso se le dico adesso, dopo non dico più niente, ma insomma posso argomentare perché è un prodotto di ottima qualità. Non so se c'è qualche altra domanda, se no risponde Giulio, se sono difficili, o Lucio. Qualcuno ha qualcos'altro da chiedere che ci teneva, insomma? Lì c'è una domanda? Sì. Buongiorno, allora volevo sapere quando ci sono le selezioni e se è possibile accedere a più selezioni. Ottimo, allora il nostro sistema è un sistema, come tutte le cose made in Italy, fatto da biodiversità. Quindi per sapere esattamente quando ci sono le iscrizioni basta andare sul sito della singola fondazione. Quindi il primo tema è orientarsi. Al momento abbiamo un sito che si chiama sistemaits.it, www.sistemaits.it, che riporta un elenco abbastanza aggiornato degli ITS, ma adesso che abbiamo la dottoressa Zancan con noi riusciremo con l'agenzia di comunicazione a fare un'ottima restyling del sito e della comunicazione. Quindi primo passo, individuare l'ITS. L'ITS apre le selezioni, ovviamente ci sono date diverse, non ci sono vincoli, divieti di partecipazione alle selezioni, quindi in teoria si può fare più selezioni, ovviamente poi si dovrà scegliere quale percorso frequentare, perché i nostri percorsi sono con frequenza di fatto obbligatoria, nel senso che non è come l'università con uno studio a casa, ma è molto laboratoriale, molto esperienziale, quindi è importante la frequenza che deve essere almeno del 75%, 80%, eccetera, eccetera. Benissimo, c'è qualche altra domanda in sala? No? Mi sembra di no, quindi direi di procedere con il nostro talk. Scusate il fischio, grazie. Chiamerei sul palco anche Alessandro Garofalo, allora, esperto di innovazione. Sì, prego. Bene, dopo aver raccontato, io mi siedo con voi per comodità, e dopo aver raccontato quindi quali sono i vari percorsi ITS, abbiamo portato delle testimonianze, adesso cerchiamo di approfondire quello che è l'orizzonte futuro degli ITS. Siamo in compagnia di Alessandro Mere, che è coordinatore della cabina di regia ITS Italia, e Alessandro Garofalo, che è fisico ed esperto di creatività e di innovazione. Ecco, io partirei da te, Alessandro, e ti chiederei un po' intanto qual è il tuo ruolo all'interno del sistema ITS, che è molto complesso, quindi diciamo non è facile mettere d'accordo tutti e fare coordinamento, e poi anche insomma, come si sono evoluti nel tempo gli ITS, qual è l'orizzonte di evoluzione? Dunque, il mio ruolo come presidente della cabina di regia e dell'Associazione Nazionale degli ITS, che si chiama Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, è quello di è un ruolo di servizio, cioè noi dobbiamo far crescere questa realtà perché il Paese ne ha bisogno, e quindi il mio tentativo è quello di trovare tutte le connessioni possibili per dare delle opportunità agli ITS e quindi ai ragazzi. Che cosa abbiamo fatto per i ragazzi in questi anni, quindi come sta crescendo l'ITS? Intanto abbiamo promosso con il passato governo la crescita del fondo di dotazione, e Calenda ha creduto sugli ITS investendo in conto gestione e in conto capitale, anche se insomma per far crescere il sistema. Quindi risorse per aumentare, comunicazione, lo raccontavamo prima, perché nessuno ci conosce,
Degli accordi con degli stakeholder importanti, abbiamo coinvolto Unicredit perché hanno delle competenze importanti e hanno dei legami con le aziende importanti, per cui abbiamo stipulato un protocollo come associazione con Unicredit per avere nei nostri percorsi delle competenze di alto profilo. Poi abbiamo coinvolto la Camera di Commercio italo-germanica perché la cultura tedesca, le imprese tedesche sono notoriamente molto propense alla formazione dei giovani e per questo stiamo connettendo le singole imprese con gli ITS. E poi stiamo coinvolgendo Banca Prossima e Cassa Depositi e Prestiti perché hanno tanti immobili, tante risorse e quindi stiamo cercando di dare delle sedi a queste importanti scuole, accademie, qualcuno mi sgrida che la chiamo scuola, è un'accademia anche perché il nome ITS adesso è ITS è un po' un problema. Questo era il primo punto della nostra agenda nel 2017, cambiamo il nome agli ITS, Istituto Tecnico SA di Scuola Superiore. La parola superiore di nuovo riporta alla scuola secondaria, quindi sicuramente un nome non felice, ma ormai speriamo di non abolirlo, dovremmo chiamarlo ITS qualcosa per renderlo riconoscibile. Ecco. E poi che cosa facciamo? Visto che abbiamo qui il piacere di avere lui, direi che noi siamo anche delle scuole tecniche e tecnologiche. Stiamo cercando, siamo caratterizzati da una fortissima flessibilità. Adesso non ci sono i ragazzi, quindi parliamo a addetti ai lavori un po' più adulti, vedo, però siamo caratterizzati da questa grandissima flessibilità e quindi la capacità di rispondere alle esigenze delle imprese, cosa che non è caratteristica del sistema scolastico universitario. Quindi noi siamo i front runner dell'innovazione, cioè siamo quelle strutture capaci di incorporare l'innovazione e di trasferirla. Infatti c'è l'amico Nicola Modugno che avevo visto prima qui, che sta lavorando sui centri di trasferimento tecnologico perché il Mise ha fatto un bando con dei requisiti talmente alti, no, storicizzati, che ci tiene un po' fuori da questa possibilità e quindi vorremmo accedere anche a questa opportunità dei centri di trasferimento tecnologico. E tu mi fai segno perché io posso andare avanti un paio di giorni. Allora, sull'innovazione, frontrunner, noi stiamo cercando di creare un progetto, no? Dice Nicola, siamo andati su Marte, no? Con tecnologia italiana. È il secondo paese manifatturiero d'Europa e non investe sulla formazione tecnica. Questa è una contraddizione tipica italiana. Che cosa serve far crescere gli ITS? 31% di disoccupazione giovanile, carenza cronica di tecnici specializzati da quando ero ragazzino. Basta un po' di buonsenso per dire l'82% di placement degli ITS è la risposta ai nostri problemi, ma soprattutto interpreta la possibilità di aiutare i ragazzi ad entrare nel mercato del lavoro con le competenze adeguate. Andranno in pensione dopo il 2060. Come li prepariamo a vivere il mondo che sta cambiando alla velocità della luce? Questo è un bel tema. Giro la domanda a Alessandro Garofalo. Tu dicevi che sei esperto di innovazione, hai fatto un percorso in diverse aziende, per cui ti chiederei intanto dal tuo punto di vista quali sono i bisogni delle aziende che si occupano di innovazione anche in termini di competenze e di capitale umano. Beh, innanzitutto sono arrivato già ieri e quindi mi sono fatto una immersione, no? In questo festival così del lavoro futuro che è molto interessante, bella energia, mi è piaciuto molto. E tornando in diretta alle vostre tematiche, io sono molto fautore di questo approccio vostro. Perché? Perché l'innovazione oggi non è tanto solo creatività, ma è ibridazione. Tra le varie discipline. Io sono un fisico nucleare fra resto, che poi non l'ha mai fatto, e mi sono trovato a fare tutt'altro per esigenze. No? Appena mi ero laureato il referendum ha tolto il nucleare, forse anche giustamente, insomma, visto il nostro paese, non lo so, quello a posteriori diciamo, non si può dire. E quindi mi sono dovuto anch'io riconvertire, no? E quindi in sostanza, quindi per dare una risposta intanto a questa tua prima domanda, l'ibridazione è il futuro e credo che proprio percorsi di studio che mi sono studiato, ieri ho preso un po' di materiale guardando questi istituti, sono molto ben indicati perché uniscono innovazione tecnologica, c'è sempre un aspetto diciamo umanistico che per me è importante e poi coniato alla capacità di gestire situazioni complesse, diciamo negoziali, diciamo di lavoro di gruppo. Quindi il futuro sicuramente è in questo, quindi come diceva Feynman, insomma, un fisico che è stato Nobel, insomma per me anche un riferimento, l'innovazione è al confine delle discipline.
quindi non c'è biologia, matematica, informatica, eccetera. La vera innovazione è quando la biologia è vicina all'informatica, è quando l'informatica è vicino alla sociologia e quindi nascono diciamo, le dottrine nuove, tipo la biometria e altre cose. Guardando i vostri programmi mi paiono molto ben centrati, quindi sono scuole da suggerire, diciamo, e da promuovere, e quindi l'innovazione è al confine delle discipline. Una volta non era così, era molto più settoriale e verticale. Oggi bisogna avere questa capacità, quindi non sei né carne né pesce, sei metà una cosa, metà un'altra, ed è questo che ci chiede, diciamo, l'oggi. Esatto, ma nella tua esperienza diciamo, proprio di lavoro nelle aziende sono queste tipologie di competenze trasversali che sono richieste ai ragazzi? Sì, molto. Poi parliamo dopo magari delle soft skill, però oggi vedo più diciamo, ragazzi che abbiano la capacità di porre domande più che a rispondere a delle domande, che siano quindi capaci loro stessi di fare delle domande, quindi con un senso di autocritica maggiore, e questo secondo me è abbastanza diffuso, diciamo, e si trova. Poi con una indubbiamente buone capacità di relazioni interpersonali. Queste sono cose che per esempio nel mio percorso, o anche credo di altri miei coetanei, io ho 63 anni, e coetanei dell'università non si è avuto, cioè dall'università io non ho imparato il project management e non ho imparato relazioni interpersonali, perché nessuno ce le ha insegnate, te le impari nella palestra della vita. Oggi vedo molte attività formative legate a questo, quindi comincio a trovare dei giovani di questo tipo. Per esempio le 2 ultime persone che ho assunto a collaborare con me sono ex studenti di Baricco, io vengo ora da aver fatto una conversazione su The Game, quindi della scuola Holden, quindi un videomaker e un giornalista, che dico, io sono ingegnere, scusami, fisico, lavoro con ingegneri, mi occupo di tecnologia. All'inizio uno dice, vabbè, cosa c'entrano? Come no c'entrano? Perché c'è la narrazione dell'innovazione, per esempio, e quindi ecco i profili che vado a cercare. Apparentemente in una società che si occupa di trasferimento tecnologico e di innovazione tecnologica avere dei registi cinematografici non ha senso, invece per me ha molto senso, perché devo divulgare, devo comunicare l'innovazione, e quindi vado a cercarmi queste cose, quindi si aprono delle frontiere. E come si interfacciano con gli ingegneri stessi? Io ho iniziato la mia professione, a parte l'Ansaldo e l'EDF, con un grande mito e maestro che è Alberto Galgano, no? Che è mancato, diciamo, l'anno scorso. Abbiamo fatto così una festa in suo ricordo con Bertolino pochi giorni fa a Milano, e lui proprio ingegnere, e mi ricordo quando ero stato assunto, avevo già firmato, i partner mi avevano presentato ad Alberto Galgano e gli dissero, ecco, abbiamo con il sonografo un fisico. Lui guardò gli altri e disse, come un fisico? Cioè deve essere ingegnere, cioè, in Galgano allora c'erano solo ingegneri e maschi, no? Che è un po' la teoria di Baricco di come è nato il digitale, americani, maschi, e non c'erano donne, non c'erano psicologi, solo ingegneri. Dice, no, però è bravo, dai, se la cava, quindi sono stato assunto, insomma, ho iniziato il mio percorso, ho fatto 6 anni fantastici e ho mantenuto un bel rapporto d'amicizia. Ma no, ma è bellissimo, l'ingegnere è fondamentale averlo accanto, perché l'ingegnere ha un'altissima competenza verticale, io direi sostanzialmente in qualunque materia, quindi averlo in azienda fai bingo. Va bene, perché l'ingegnere ha il metodo. Okay. E per fare innovazione serve metodo, molto più di quanto si creda, e quindi non bisogna neanche ingannare i giovani. Vieni a fare un lavoro particolare, anche il design, sì, sarà figo nel senso che è il tuo momento di creazione, ma come dice Edison, 1% è inspiration, 99% è perspiration, quindi è metodo, sudore, applicazione, quindi bisogna avere cultura del metodo, quindi ben vengano queste scuole tecniche che portano al metodo. Beh, si integrano, come diceva il caso aziendale, cioè non c'è solo l'ingegnere, c'è anche il tecnico che deve fare poi, quindi non sono in concorrenza. Tu sei d'accordo, Alessandro, su questo? No, assolutamente sì. Vorrei spezzare una lancia a favore degli ITS su questo tema interessantissimo, perché noi siamo figli, permettimi una parentesi Diana, siamo figli di una scuola idealista, gentiliana, molto trasmissiva, no? In cui ti insegno delle idee, da grande qualcosa ti serviranno, vedremo, insomma, no? Io lo scoprirai. Ho fatto lettere, quindi lo so benissimo, facendo lettere dico questo approccio esattamente. È una scuola che è stato un punto di forza, che oggi va trasformata cercando di superare questo dualismo tra tecnica e poesia e letteratura, tra humanitas e tecnologia, e bisogna reintegrarle. Leggevo un articolo interessantissimo sull'Internazionale su questo tema degli ingegneri, cioè chi sono gli ingegneri più ricercati. Sicuramente chi ha capacità di calcolo, pensiero computazionale, quindi assolutamente metodo, ma chi ha pensiero critico e creativo. Gli ingegneri con pensiero critico e creativo sono quelli che portano l'innovazione. Quindi la grande sfida è come rimettere insieme le humanitas,
con la tecnologia, cioè con il saper fare. Sicuramente gli ITS sono il punto cardine che possono interpretare questa sfida per il XXI secolo e rimettere insieme, perché noi siamo flessibili, cioè siamo capaci di rispondere ai bisogni effettivi. L'accademia è un po' più lenta nella risposta, ovviamente con potentissimi mezzi, però se abbiamo bisogno di risposte sicuramente è un ambito su cui investire, costruire. E quindi nel rapporto con le università anche gli ITS, come intendo? So che è una domanda sempre complessa. No, però... le università sono soci fondatori degli ITS, quindi sono nel DNA degli ITS. La prospettiva è come creare uno sviluppo armonico perché le università non temano una concorrenza che non c'è, perché solo il 20% dei ragazzi arriva alla laurea, l'altro 80% entra nel mercato del lavoro senza competenze professionalizzanti o senza una preparazione adeguata. Quindi gli ITS devono lavorare sul 80%, non sul 20% ovviamente, che deve crescere al 30 o al 35, quello che sarà. Quindi il rapporto con l'università deve essere virtuoso, deve trasformarsi. Allora una delle cose, la lancio qui oggi dal palco di Job Orienta, uno dei nostri progetti come associazione ITS Italia è quella di lanciare il Bachelor ITS. Cioè noi nella legge abbiamo già la possibilità di fare la triennale, perché prevedono percorsi di 2 o 3 anni, quindi quinto o sesto livello. Perdonate la parentesi molto tecnica, ma in sala sono tutti del mestiere. Quindi la nostra prospettiva è disegnare un quadro nazionale di competenze di sesto livello, industriali, e partire a settembre 2019. Se il governo, come sembra, ci viene dietro su questo progetto, l'Indire, il nostro centro di ricerca, noi siamo l'unica agenzia valutata e finanziata sui risultati, grazie al sistema di monitoraggio Indire. Che mi sono studiata per l'inchiesta con la Gabanelli, sì, esatto. Sì. Bellissima inchiesta, ringraziamo la Gabanelli. Quindi noi siamo un sistema che è valutato e finanziato sui risultati. Siamo in Italia sull'education un caso assolutamente straordinario e unico. Quindi l'idea è riuscire a portare all'interno degli ITS dei percorsi triennali che rilasciano un bachelor. Non lo chiamiamo laurea perché sennò pestiamo delle sensibilità universitarie e non ci interessa, ma io ho già fatto con il mio ITS un accordo con un'università olandese per cui i miei ragazzi fanno 2 anni e prendono il diploma. Se vogliono prendono il bachelor in Olanda e il master. In 5 anni prendono 3 titoli. Quindi è una strada assolutamente percorribile, le regioni sono molto interessate e il governo sembra anche, speriamo di riuscire a concretizzare. Dopo ti chiedo anche un approfondimento sui percorsi che possono fare anche all'estero, perché secondo me non se ne parla tantissimo, però in realtà quasi tutti gli ITS prevedono anche scambi con l'estero. Ecco, Alessandro, invece a te volevo chiedere, in azienda, insomma, abbiamo visto che come scegli anche i ragazzi, a cosa guardi, poi in azienda c'è un lavoro da fare comunque sulla formazione singola, ecco, per l'innovazione, per le competenze digitali, voi come vi muovete su questo fronte? Bisogna potenziare e verificare l'esistenza di alcune situazioni, sono 3 o 4, insomma. Una è la digitale permette un self-empowerment molto maggiore, quindi rispetto a una volta c'è molta autoformazione che la rete ti può permettere di fare, poi è chiaro bisogna vedere il valore della velocità e della profondità, nel senso che bisogna verificare poi, ammesso che la qualità di quello che trovi in rete sia buona. Comunque, mediamente ognuno di noi ha più possibilità di autoinformarsi e quindi di autocrescere anche dal punto di vista della formazione e quindi avere buone queste dimestichezze e sapersi autoformare. Una volta avevamo la Treccani, l'enciclopedia o quello che oggi queste cose non ci sono in un modo diverso. Poi la seconda capacità è il networking del know-how, cioè in sostanza tu viaggi nella rete ma spazzoli della polvere e bisogna vedere quanto siamo in grado di andare in profondità e quindi avere un sistema di catalogare, di clusterizzare, di classificare le tue fonti di informazione. Questo il digitale te lo permette di fare, c'è chi è in grado e chi no e quindi la risposta è bisogna investire su questi aspetti, quindi della autocapacità di autoformarsi. Il modo di fare formazione è cambiato in modo radicale nelle aziende. 2, ci sono ormai le academy interne delle aziende che sono a volte
in certi casi migliori di certe scuole esterne, insomma, bisogna pur dirsi la verità, perché poi c'è forte concorrenza anche tra le varie università, insomma, no? Ogni master che si lancia c'è una promozione, diciamo, incredibile. Poi c'è il tema di come difendersi, cioè la digital awareness, cioè nel senso quanto il nostro collaboratore è in grado di gestire con riservatezza tutto quello che viene a sapere, o grazie ai social di oggi spara tutto in rete, manda i dati sensibili. Quello è un altro mestiere che ormai si Esattamente, allora quanto siamo in grado di governare questo? Ecco perché le soft skill devono essere diciamo, governate anche da questo punto di vista, se no rischi di avere delle perdite, diciamo, non indifferenti. Poi un'altra abilità di soft skill, che è la quarta, è la co-creativity, cioè lavorare in rete permette, per fortuna, ne parlavo prima nella conversazione che ho fatto sul game di Baricco, diciamo la differenza tra spedire un'email, no, e navigare in rete. Spedire è la differenza tra internet e il web. No? Certo. Allora è importante capire che nel web, che non credo che tutti conoscano, appunto, infatti ho fatto una bella premessa su quello, il web cosa ti permette? Di avere dei meccanismi di navigazione molto simili alle neuroscienze, cioè al modo in cui nascono le idee nel nostro cervello, sopra, sotto, sinistra, destra, è molto, diciamo, è un ologramma, diciamo, in cui viviamo, e il pensiero quindi, navigando, che ne so, alle Canarie la mattina, il pomeriggio in Grecia e dopodomani vedendo cosa c'è in Job Orienta, tu giri nel mondo a 360 gradi e ti porti a casa delle informazioni che una volta sarebbe stato impossibile. Quindi puoi anche co-creare con gli altri, no? Perché crei gruppi di appartenenza. Allora bisogna garantirsi che queste soft skill siano ben note, bisogna investire. Insomma, un dato, senza far nomi, di una grossa banca, diciamo, italiana mi aveva chiamato tempo fa perché facendo diciamo, un'analisi delle soft skill, pensa, fatte dalla casa madre che non era italiana, era risultato che più dell'80% dei nostri uomini non erano abili alle soft skill, quindi bocciati. Era stato fatto un esame di protocollo interno di diciamo, avvicinamento a queste abilità. 80% no. Allora, questo è un messaggio in cui sì, ci riempiamo la bocca di tutta la rete che abbiamo intorno, poi bisogna saperla utilizzare. Ecco perché allora è importante investire nella formazione perlomeno di queste. Le scuole vostre toccano questo alla grande, quindi sono molto soddisfatto. Ecco Alessandro, io andrei all'estero adesso, facendo insomma, una panoramica su quelli che sono anche i percorsi fuori dall'Italia, perché mi raccontavi appunto che ci sono tantissimi ITS che fanno anche questo, e secondo me per i ragazzi è un'opportunità spesso poco nota. E poi volevo chiederti anche un appunto sul fatto che l'ITS c'è la selezione effettivamente all'ingresso, però poi il costo per i ragazzi è praticamente nullo. Sì, dunque due cose. Tema estero. Noi abbiamo una vocazione molto forte sull'internazionalità come sistema, abbiamo già dei protocolli, penso ad esempio all'ITS Biotecnologie di Roma del Lazio, che ha stipulato un protocollo di ricerca applicata con università canadesi. Noi abbiamo fatto tutta la filiera turismo, un accordo con una piattaforma spagnola per fare matching tra ragazzi e aziende, imprese, sia per gli stage che per il placement, per cui tutta la filiera turismo è già dentro questo processo di internazionalizzazione. Alcuni di noi nel turismo hanno fatto questa convenzione con l'università olandese, per cui si possono proseguire gli studi all'estero, ma in generale anche senza convenzioni ci sono tante opportunità, perché il sistema della formazione da noi è ancora un po', sta uscendo dalla sindrome della start-up, noi ci stiamo provando, ma all'estero ci sono delle esperienze molto significative. 1 milione di studenti in Canada, 800.000 in Germania, dicevamo, 200-300.000 in Francia, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi sicuramente ci sono grandi opportunità. Non so, l'Umbria fa un periodo, l'ITS Umbria fa un periodo in un'azienda francese, dove i ragazzi fanno un percorso di formazione in Francia. Ci sono tantissime esperienze molto virtuose e soprattutto tantissime opportunità anche di tirocini e di lavoro all'estero, perché il mercato del lavoro, ai ragazzi glielo diremo, è globale, non è più sotto casa il lavoro, insomma, quindi. E sul finanziamento agli ITS? Sui finanziamenti agli ITS, la buona notizia, tema adesso avete la buona notizia è che abbiamo promosso come associazione nazionale un emendamento perché, alla finanziaria, perché gli ITS non siano più dei progetti sperimentali, quindi questa fase di uscita dal sistema di start-up, ma diventino istituzionalizzati, quindi non più bandi ma
un sistema come la scuola, come l'università, no? Con risorse più o meno limitate, ma insomma esistente. Le risorse sono crescenti, quindi questo è un segnale, sono ancora molto poche le risorse pubbliche investite, le regioni per fortuna hanno investito e creduto molto negli ITS, il Ministero ha fatto, il governo diciamo, ha fatto un po' più fatica, l'anno scorso ha fatto un buon passo avanti, noi speriamo che quest'anno il Mise, quindi l'onorevole Di Maio, possa sposare la causa perché è molto favorevole alla formazione tecnica e quindi investire anche sul tema del conto capitale, investimenti in conto capitale. E bisogna creare delle sedi, dei laboratori, degli studentati, creare delle istituzioni e il Mise con le regioni può essere sicuramente un interlocutore importante. Abbiamo anche in programma abbiamo aperto un tavolo con Cassa Depositi e Prestiti e Banca Prossima per dare immobili e risorse, fondazioni filantropiche eccetera eccetera, quindi crediamo che questa sia una prospettiva importante. L'altra cosa importante sul tema delle risorse è che i corsi sì sono gratuiti, c'è una quota di iscrizione variabile a seconda qui anche dei singoli ITS, con un'eccezione. La Regione Lombardia ha approvato l'attivazione di percorsi con pagamento autofinanziati per le scuole. Quindi questi corsi sono a pagamento e anche qui ci sono delle esperienze interessanti, perché, e qui lo dico agli operatori, l'offerta di qualità genera la domanda. Per cui ci sono corsi da 6.000 euro che a luglio avevano già le classi piene. Perché ovviamente poi con graduazioni in base al reddito, come si fa in università, però l'offerta di qualità oggi è la sfida degli ITS, per riuscire a essere competitivi. Possiamo farlo e dobbiamo farlo. Dicevamo prima con la Donat che la Svizzera ha un sistema di scuole sull'hospitality straordinario e noi, che non abbiamo niente da invidiare sull'hospitality e sull'accoglienza rispetto alla cultura svizzera, dobbiamo solamente fare il salto sul management e sul marketing, sono un po' il nostro diciamo, punto critico. Debole, esatto. Punto critico. Ecco Alessandro, invece a te chiederei insomma, se dal punto di vista dell'innovazione citava la Svizzera, ha parlato del cane, insomma, se ci sono dei paesi che secondo te dovremmo prendere a modello e se l'Italia in realtà ha qualcosa da insegnare agli altri su questo fronte. Ma diciamo, io non mi faccio condizionare un po' dalle mode, no? Sono stato 7 anni presidente di Trentino Sviluppo, e una società pubblica che si occupa di innovazione, quindi sono stato tantissimo al MIT di Boston, insomma in altre realtà. Però la penso diversamente, quindi se io voglio fare un benchmark oggi europeo, nel mio lavoro il consiglio che do è paesi tipo la Danimarca, e quindi scandinavi, no? Nel senso nord di cui parlavi anche tu prima, perché hanno questa capacità magica di coniugare innovazione e tradizione in un modo molto efficace, e anche nel design ci stanno fregando un po', perché hanno questa capacità di ritorno alla natura, all'essenziale, al minimalismo ma intelligente, e quindi coniugano diciamo, tecnologia e tradizione, ma di più. C'è un termine danese che si dice hygge in particolare, sì. No? Un po' strano. E cosa vuol dire questa parola? Racchiude uno stile di vita che invidio moltissimo, perché noi potremmo averla, proprio come diceva lui, per i bacini culturali che abbiamo, la bellezza che ci circonda, ma che non sappiamo vendere, ecco perché ho parlato, perché ho con me 2 storytelling, e invece loro lo sanno fare, diciamo benissimo, questo ritorno alla intimità della conversazione con gli amici, ma lo si vede in piccoli particolari, cioè quando voi girate in Danimarca o non solo in quel paese o in altri, dopo una certa ora vanno solo le candele, ma la candela ha un suo motivo, non è per, sì, è anche per risparmiare energia elettrica eccetera, ma proprio c'è un discorso del calore, e quindi dove volevo arrivare? Lì si parla di sostenibilità, poi oggi tema di moda, inceneritori, non inceneritori, c'è il numero 1 al mondo lì, no? Copenaghen, e loro hanno fatto un progetto col sindaco che nel 2026 non girerà più una macchina a combustibili fossili, e lì le robe ci sono, cioè lì c'è ogni abitante ha 2 biciclette e ci sono più biciclette che macchine. Voi girate a Copenaghen e non c'è traffico, o perlomeno è normalmente sostenibile. A me pare, sono tornato da 10 giorni, quindi non è roba vecchia. Ti sembra di essere fuori dal mondo, nel senso che invece dove c'è cultura, dove c'è sostenibilità, dove si può fare. Quindi anche gli incubatori sono avanti. Quindi morale, allora la domanda era un paese di riferimento, direi quello, da andarci a dare un'occhiata. Poi mi dicevi cosa abbiamo noi? Beh, indubbiamente abbiamo un numero, in analisi Ernst Young, 1 milione di posti di lavoro e 48 miliardi di euro di fatturato relativamente al tema della bellezza.
Questo è quello che, allora, quindi ai genitori dico mandiamo i figli a fare queste cose e prepariamo programmi di studio, quindi se hai un figlio che vuole fare il fonico, faglielo fare, se un figlio vuole fare musicista, faglielo fare, nel senso che abbiamo una ricchezza micidiale che non siamo in grado di... Questi sono i numeri, in realtà poi sono ancora di più, perché c'è tutto l'indotto, hai capito? Quindi è un mondo incredibile, è il nostro punto di forza, o lo svendiamo, tra virgolette, o ci cagliamo le braghe. Insomma, come diceva lui giustamente, non abbiamo nulla da insegnare alla Svizzera su queste cose qua, no? Chiaro, lì sarà tutto perfetto, eccetera. Noi, domani parlerò di questo, domani mattina farò con una tua collega giornalista una diciamo, intervista cattiva, tu sei buona, nel senso, sul mestiere di gestire una società pubblica. E quindi quello che uno ha passato diciamo, in tutti questi anni. Allora, dove volevo arrivare? C'è un bellissimo video, e chiudo, in rete, se andate a digitare Pit Stop degli anni 50, andate a digitare Pit Stop anni 50 e trovate un pit stop di allora, mitico, 2 minuti e mezzo, tutti se la prendono con calma, cambiano la ruota. Poi c'è quello ultra veloce di 3 secondi, non mi ricordo di quant'è. Ma qual è la morale? È questa. Vince la squadra non tanto che sa fare team building, vince la squadra in cui ognuno lavora da altissimo solista e da altissimo professione in gruppo con altri con un coordinamento perfetto. Quindi perché? Perché noi italiani non sono balle che facciamo team building e gruppo con gli altri. Farò il possibile per tirarti remi in barca e fregarti, a parole non te lo dice nessuno, poi in realtà fanno così. Io ho un'esperienza incredibile di 7 anni di categorie, di sindacato, di associazioni, di politica, incredibile. Quindi cosa devi fare? Studiare un meccanismo da orologio svizzero che funziona perfettamente dando tutte le motivazioni ai singoli, ma facendoli sentire in un orologio, in una regia perfetta. E in quel modo sfondiamo tutti, perché le competenze le abbiamo, la motivazione ce l'hai, morale, purtroppo, perché io sono un jazzista, devo dire che il funzionamento migliore è la direzione d'orchestra. Se noi sappiamo far quello, sbanchiamo il resto. Se rimaniamo sul jazz, che mi piace, perché io sono sponsor di un festival da 22 anni, quindi sfondate una porta aperta, è lì perché abbiamo l'autonarcisismo, l'autoreferenzialità, faccio io l'assolino, fai tu l'assolino e ci freghiamo da soli. Beh, mi sembra un bellissimo invito anche per il responsabile della cabina di regia dell'ITS. Grazie mille a tutti, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che ci sono un sacco di appuntamenti anche al pomeriggio, quindi non è finita qui. Grazie. Grazie. Vi fermo ancora un minuto perché ci sono i saluti conclusivi dell'assessora all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità di Regione Veneto, Elena Donazzan. Grazie. Io vi saluto perché state già andando, quindi sarò brevissima. Guardate, no, è stato molto intenso, quindi non è che vi ruberò molto. A me l'ultima parte è sembrata più formativa, quindi va bene che noi addetti ai lavori, perché di fatto qui stiamo parlando una platea di, e ringrazio i dirigenti dell'ITS, gli imprenditori che ci sono, chi ha partecipato, le testimonianze, perché poi se la domanda è quella che ci dobbiamo fare, cioè come farle conoscere di più, diciamo che noi siamo gli addetti ai lavori e dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, quindi le mie sono solo un invito a proseguire su questo nostro ragionamento. Il Veneto ha voluto ospitare le altre realtà, l'anno scorso abbiamo fatto proprio in job un focus sui nostri ITS, ci siamo guardati ancora una volta in faccia, abbiamo voluto stare insieme per confrontarci perché manca sempre il tempo del momento in cui ci si siede e si può parlare, siamo tutti presi, imprenditori ovviamente a fare il proprio, e ancora ringrazio che siano presidenti delle nostre fondazioni, noi abbiamo fatto una scelta in Regione del Veneto a che fossero solo imprenditori i presidenti, e quindi mancano i momenti in cui ti fermi un attimo e dici bene, questo è il momento del confronto, l'abbiamo voluto sempre a job. Quest'anno abbiamo aperto a un confronto volendo fare un po' il padrone di casa fino in fondo nei confronti degli altri ITS di eccellenza. Ma questo è un racconto che poi dovremo far proseguire, perché se ci crediamo come ci crediamo, le regioni, è stato detto, hanno messo una buona parte delle proprie risorse, dobbiamo rispondere alle due grandi domande, quindi come aumentare la fila, diceva il ragazzo, dei giovani che si iscrivono e come coinvolgere di più anche il mondo della scuola, direi, perché vedete, proprio di recente siamo stati con il mio dirigente, che è il dottor Menin, che si occupa
degli ITS, che è qui a Oderzo, zona nord-est del Veneto, confine con il Friuli. Abbiamo fatto un incontro di formazione e divulgazione degli ITS, presenti un pomeriggio alle ore 18, circa 500 persone. Tanta roba. Alla domanda quanti sapessero, 3 mani alzate, altro che prima chi conosce la Gabanelli, meno, ovviamente. E chi mancava? Perché poi ti chiedi se quella platea lì era soprattutto di mondo dell'impresa, quindi bene, perché c'è una fame, no? Cioè, il titolo del giornale è sempre ho il posto di lavoro e non lo trovo, quindi devi trovare una soluzione, però mancavano, ahimè, i docenti, mancavano i dirigenti scolastici. Allora, dov'è il bacino facendo una strategia seria di programmazione? Sono a scuola quei ragazzi, cioè quelli che noi vogliamo far iscrivere agli ITS sono all'interno dei percorsi di istruzione obbligatoria, istruzione e formazione, quindi lì il nostro lavoro dovrà essere fatto e ancora di più. Dall'altra nel mondo delle imprese perché non sanno, e quando sanno poi si buttano, sono lì disponibili a raccogliere, anzi chiedono di partecipare. Allora abbiamo questi 2 filoni da affrontare, certamente c'è la grande comunicazione e ringrazio Mele di aver dato anche questa notizia, ovvero che si farà in maniera importante una comunicazione, dall'altra però dovremo capire come penetrare ancora di più e meglio nel mondo della scuola e tra le imprese. Nel pomeriggio ci sarà un focus sugli ITS della moda, vi invito chi sarà qui presente a partecipare, perché come avete capito, e peraltro vedo che è rientrata anche la collega Rizzoli che ringrazio di essere stata con noi stamattina, noi sugli ITS vogliamo fare un investimento strategico perché fa bene all'Italia e perché io sono convinta, come ha detto Garofalo, che noi viviamo in un paese che ha delle fondamentali straordinari. Se questo è vero, allora vuol dire che dobbiamo investire ancora di più e meglio in questo raccordo. Grazie di essere stati così eroici da rimanere fino in fondo.